Ecco, allora riprendiamo i nostri lavori con la comunicazione di Anna Scannapiego, che credo non abbia bisogno di presentazione, studiosa benemerita in particolare degli studi settecenteschi di Goldoni, e che ci parlerà ora di l'avventura teatrale dei coniugi Gozzi. Prego. Grazie Presidente. Allora, premetto innanzitutto che mi giustizierò da sola il mio eccesso di solerzia e quindi procederò per sforbiciate solenni di una relazione che ahimè è troppo lunga. Confido negli atti, non ne ho ancora sentito parlare, ma ecco, spero che abbiate ricevuto, qui le fornisco io, delle fotocopie che contengono se non altro lo scheletro della relazione e qualche documento, solo qualcuno tra quelli che vorrei proporre alla vostra attenzione. Allora, vado a iniziare l'avventura teatrale dei coniugi Gozzi. Questo è un evento tanto noto e citato quanto in realtà ancora sostanzialmente incognito. Così, in via preliminare, credo che possa essere definita l'avventura teatrale dei coniugi Gozzi, cioè, come è ben noto a tutti, l'impegno impresariale che Luisa Bergalli e Gasparo sostennero al Teatro di Sant'Angelo nell'anno comico 47-48. Un evento il cui rilievo storiografico è stato unanimemente riconosciuto nel suo valore di generoso ma sprovveduto tentativo di riforma del teatro comico. Artisticamente fallimentare, finanziariamente sciagurato, tuttavia sarebbe stato l'apripista di quelle magnifiche sorti e progressive del teatro italiano che si sarebbero dischiuse nell'anno comico immediatamente successivo, il 48-49, proprio sulle tavole del Sant'Angelo, sotto la guida ben più lungimirante dell'impresario e capocomico Girolamo Medebach e naturalmente del suo poeta di compagnia Carlo Goldoni. Beh, comprensibilmente è difficile sottrarsi alle suggestioni teleologiche di una così stringente contiguità cronologica e in effetti tali suggestioni hanno continuato ad animare, magari sotto traccia, tutta la storiografia teatrale del Settecento veneziano. Lo stesso titolo di questa relazione cede in qualche modo alle lusinghe del fortunato cliché. E allora confesso subito che si tratta di un titolo bugiardo, o quantomeno un titolo da redimere con opportune virgolette. Quella teatrale dei coniugi Gozzi, infatti, non può certo definirsi un'avventura, nel senso proprio del termine, quando al termine si riconoscono i consueti connotati dell'inaspettato, del singolare, dello straordinario, o quelli di una prova esperienza che si tenta avventuratamente, con leggerezza, senza seria preparazione. Non fu un'avventura, quella di Luisa Bergalli e Gasparo Gozzi, ma il precipitato, non l'unico fra l'altro, di una marcia di avvicinamento all'universo teatrale intrapresa sotto lo stimolo della ragionata convinzione che inserirsi nel mercato teatrale poteva costituire un investimento professionale ben più remunerativo di quanto non garantissero i miserabili proventi del mercato editoriale o gli incerti benefici di ben obbliganti patronage. La mia relazione a questo punto allineava tutti i riferimenti del caso, tanto per Luisa quanto per Gasparo, ma non posso che correre via, stracciarli via tutti e limitarmi a proporvi l'approdo della ricognizione su questo specifico punto. Approdo che può essere sintetizzato così. I due coniugi giungono all'appuntamento impresariale tutt'altro che a digiuno di motivazione, consapevolezze e competenze, ma, e questo è il punto, le rappresentazioni di questa loro esperienza sono state ben diverse, come quelle appunto di una calamitosa avventura intrapresa e subita per un micidiale mix di insipienza e di arroganza, l'arroganza ben intesa per il côté femminile della società. Punto 2. La fortuna di queste rappresentazioni, che ancora oggi tengono avvinto il pubblico dei posteri, è direttamente proporzionale alla loro efficacia fictional e per converso alla quasi totale assenza di fonti primarie. Come è noto, tali rappresentazioni sono dovute ai racconti autobiografici di Francesco e di Carlo Gozzi, rispettivamente figlio e fratello cognato di Gasparo e Luisa.
E grazie alla forza di una memoria visionaria e nevrotica, tale in entrambi i casi, sia pure a diverso titolo, hanno finito per giganteggiare nel deserto di documentazioni certe. Un deserto rispetto al quale tanto le memorie di Carlo quanto quelle di Francesco allineano saporosi dettagli, alla cui fascinazione affabulatoria è difficile resistere e che difatti è stata immediatamente assunta e metabolizzata nel valore che non le era proprio di testimonianza veridica. Una testimonianza che per di più, oltretutto, converge in alcuni particolari, come quello in primo luogo che ascrive la paternità dell'iniziativa e la sua concreta gestione interamente alla femmina di fervida e volante immaginazione, alla Bergalli, alle sue poetiche bestialità, per dirla con il consueto sorriso del cognato Carlo. Ma vorrei partire dalle memorie di Francesco, che sono entrate in circolo pressoché un secolo dopo quelle dello zio Carlo. Vittorio Malamanni, il primo studioso che se ne avvalse, proprio per schizzare un contributo intitolato a, cito, Luisa Bergalli Gozzi, impresaria del Teatro Sant'Angelo, il Malamanni giudicava l'opera, cito, confusa e scombuiata come la testa di un socialista. Ciò nonostante non esitava a riconoscere pieno credito alla sua narrazione e a condirla con la fantasia propria, alquanto misogina. Qui purtroppo devo tagliare dei gustosissimi dettagli come quello della tabaccosa pastorella che portava in dote, non si sa perché tabaccosa, che portava in dote soltanto gli aerei, i praticelli d'Arcadia, oppure di una Bergalli vecchia, rugosa, tabaccosa e calva, eccetera, eccetera. Vabbè, tralasciamo questi dettagli e consideriamo soltanto uno dei passaggi più significativi che avete riprodotto, sempre che abbiate le fotocopie, alla lettera A. L'impresa di un teatro non è certo piccola cosa, ma la Bergalli non era avvezza a riflettere e, corta a quattrini e decisa di spendere il meno possibile, si immaginava tuttavia di poter formare una truppa comica originale. Indovinate in qual modo? Si pose ad indagare quali fra i propolani avessero più inclinazione al teatro, raccolse intorno a sé una folla di serve, di fruttivendole, di lavandaie, parrucchieri, pizzicagnoli ed altra gente di simil fatta, e dopo maturo consiglio nominò prima donna assoluta una certa Berretta Fornici e una seconda donna, una Maria Pasterina, e così via dicendo. Era il 1882 quando Malamanni veniva infiorettando con schegge di pseudo-umorismo misogino un racconto di cui però rispettava la sostanza. Qui riferisce appunto quello che sono le memorie, i frammenti di memoria di Francesco. Rispettava la sostanza perché? Perché la riteneva veridica, come ancora oggi la si ritiene tale. In realtà l'unico statuto di veridicità che può essere riconosciuto ai frammenti di memoria di Francesco è solo quello che si può riconoscere a una rivisitazione fantastica che fra l'altro obbedisce anche a precisi topoi narrativi. Cosa voglio dire? Voglio dire che Francesco, quartogenito dei coniugi Gozzi, nasce nel febbraio del 43, racconta di un evento a cui aveva assistito a 4 anni. Assistito si fa per dire, perché a quell'età potrà semmai essere stato solo spettatore mentale di qualcosa che gli si agitava intorno e che avrà popolato di sue fantasie infantili, come quella di fare agire nell'evoluto sistema teatrale veneziano una compagnia di guitti di infimo ordine, raffazzonata tra la feccia cittadina. Fantasie infantili dell'io narrante, a cui l'io narrato aggiunge qualcosa. L'io narrato, fra l'altro, segnalo, aveva avuto sin dalla giovinezza, era stato segnato da una grave patologia neurologica e psichica che avrebbe lasciato il segno fino a tarda età. Ancora lo zio Carlo nel 1786 gli riconosceva il titolo legittimo di matto. Sono parole, ma qui corro via perché avremo bisogno. Comunque, alle fantasie infantili dell'io narrato, l'io narrante venne per certo aggiungendo collaudati cliché rappresentativi, come quelli che impongono per le attrici della compagnia il ricorso ad un'onomastica
parlante. Riflettiamo sui nomi delle attrici, quelli con cui abbiamo concluso la citazione. Si tratta di Benetta e non Berretta o Beretta, ho naturalmente riscontrato l'autografo, o Fioretta, così è stato trascritto, Benetta Fornici e Maria Passerina, non Pasterina. Ora, queste attrici vantano cognomi che richiamano l'organo genitale femminile, declinato, come impone il rispetto della gerarchia di ruolo, secondo una variante accrescitiva, fornici, plurale di fornice, per la prima donna, e una variante vezzeggiativa, passerina, per la seconda. Ora, non siamo, come ognuno ben vede, di fronte ad uno scampolo documentario in senso stretto, ma tutt'al più alla pedante osservanza di uno dei più longevi pregiudizi in fatto di attrici e, ahimè non solo, della loro meretricia disponibilità sessuale. Ben più meditate le deformazioni satiriche che avrebbe congegnato lo zio Carlo. Anche in questo caso devo sacrificare molte considerazioni, limitarmi a segnalare lo scientifico massacro esercitato nei confronti della cognata, che è direttamente proporzionale al silenzio, direi altrettanto ignobile, osservato nei confronti dei molteplici debiti che, come ricordava ieri Fabio Soldini, aveva con lei contratto dall'adolescenza alla maturità. Corro via e mi limito a segnalare, concludendo su questo punto, che quando ci si inoltra nell'analisi dell'avventura teatrale di Luisa Bergalli e Gasparo Gozzi, bisognerà tenere bene a mente che le fantasiose e disturbate memorie di figlio, fratello, cognato sono le uniche testimonianze che ne abbiano tramandato il ricordo, o per dir meglio, insisto, la rappresentazione. Prescindendo dunque da tali fonti inquinate, vi propongo un percorso diverso. E vengo al punto 3. Molta strada avevano già fatto Luisa e Gasparo prima di contrarre frontalmente nella primavera del 47 un impegno di responsabilità diretta nel mercato teatrale. Quella di Luisa aveva già compiuto un quarto di secolo e si era avventurata per una pluralità davvero ragguardevole di orizzonti. L'esordio, sotto la possente ala protettrice di un Apostolo Zeno rapito dal giovanissimo talento di Irminda, l'esordio si era espresso promettente, lo ricordava ieri Anna Laura Bellina, nel teatro per musica. Nella storia del genere librettistico, anche questo ricordava Anna Laura, credo citando il catalogo Corniani Alcarotti, la 22enne Bergalli inaugurava l'autorialità femminile, ma lo ribadivano anche i giornali pubblici, perché il Giornale dei Teatri d'Italia vigorosamente sottolineava questo elemento, appunto, dell'aver inaugurato l'autorialità femminile nella storia del teatro per musica. Al teatro per musica avrebbe contribuito complessivamente con almeno 6 drammi, di cui 2 per certo rappresentati a Venezia tra il 25 e il 30 e un'azione sacra per la corte di Vienna allestita lì nel 39. La strada si era inoltrata poi nella produzione originale per il teatro di parola, sia nel genere tragico che a distanza ravvicinata in quello comico, rispettivamente Teba 28 e Avventure del poeta, già ricordate, 30. Scusate. Salutate entrambe con entusiasmo e additate come modelli dalle recensioni dell'epoca. Infine, come in un percorso parallelo o a ritroso, a consolidare la grammatica drammaturgica nell'uno e nell'altro genere erano venute la celebratissima traduzione del teatro terenziano con testo originale a fronte, vi risparmio tutte le date, perché ebbe anche una seconda edizione nel 39, e la traduzione del teatro tragico di Racine nel 36. Il matrimonio, nel 1938, lo stesso anno in cui si congedava con le pubblicazioni delle rime di Gasparo Stampa dalla lungamente sognata liaison con il conte di Collalto, il matrimonio nel 1938 aveva per certo comportato una cesura nel suo apprendistato teatrale, o forse gli aveva semplicemente messo la sordina, anche per ceder luogo all'affermazione del marito, tanto più acerbo di età e di fama. O forse anche aveva continuato ad esprimersi al riparo della ribalta editoriale, come dimostra il corposo elenco di opere teatrali manoscritte di cui dava notizia nel 1760 Mazzucchelli, e tra cui si annoverano soprattutto commedie, tradotte e originali, commedie in versi sciolti o martelliani, commedie in prosa e sin anche in prosa a soggetto. Da tutto questo lavorio sommerso
rapito al tempo dei gravosissimi obblighi familiari e dei mai interrotti impegni di poetessa a gettone, diciamo così, da tutto questo lavoro sommerso è galleggiata solo una traccia, un solo significativo riscontro di come di quel lavorio riuscisse in realtà a intersecare gli spazi del pubblico e in forme, mi pare, molto significative. Avete riprodotto al punto B il frontespizio di una stampa piuttosto rara, si tratta di una traduzione del Misantropo, edita fra l'altro molto curiosamente dall'elegantissimo Pasquali, siamo nel 1945, le novelle della Repubblica Letteraria già nel febbraio dedicano una recensione entusiasta a quest'opera della tanto, cito, benemerita, illustre poetessa del nostro secolo. L'elemento che a me pare più significativo però, come potete vedere, spero che non sia troppo piccolo, è l'espressa destinazione recitativa del testo per recitarsi nel Teatro Vendramino di San Salvatore. Quello che insomma si può notare è che la Bergalli esce, quanto ci documenta questo reperto, esce dalla schiera dei poeti teatrali a tavolino e si impegna solo da ora, è lecito chiedersi, si impegna per contribuire al repertorio di una ben precisa compagnia, cioè della compagnia oltretutto che anima le rappresentazioni del Teatro San Salvatore San Luca, cioè il tempio del teatro comico cittadino, e che fra l'altro in questo torno di tempo eccelle particolarmente nell'esercizio dell'improvvisa e che però recita il Misantropo tradotto in versi martelliari della Bergalli, dati eloquenti come ognuno ben vede. Al confronto il cammino percorso da Gasparo è quello di un dilettante in carriera, emulo della sua già illustre consorte, dalla quale avrà verosimilmente ricevuto sostegno e assistenza. Quando si avvia l'esperienza del Sant'Angelo, Gozzi ha 33 anni, solo 6 anni prima, a 27, aveva cominciato a impratichirsi con l'alfabeto drammaturgico, impegnandosi nella traduzione dell'Anfitro di Plauto, l'anno dopo sarà la volta della Sinaria, e questo quando da un decennio Luisa aveva già mandato felicemente in porto i suoi Omnia Terenziani, mentre nessuna delle traduzioni plautine di Gasparo andrà mai a stampa. Potrei elencare altri dati del suo apprendistato teatrale e tutti concorrerebbero nel restituirci un profilo decisamente acerbo. Tuttavia è possibile isolare nella formazione antecedente all'avventura del Sant'Angelo un'esperienza molto significativa, e cioè quella che vede nella tarda primavera del 43 il non ancora trentenne Gasparo ritagliarsi una posizione di riguardo nei teatri grimani. La posizione di riguardo non è certo documentata dall'Elettra, la tragedia di Longebier che Gasparo traduce e che va in scena nel 43 al San Samuele, nella quale si è soliti ravvisare l'esordio teatrale dell'autore, e però la maternità dell'Elettra era all'epoca ascritta a Luisa, come potete desumere dal documento posto sotto la lettera C, una recensione che parla espressamente della maternità più che della paternità dell'opera. Comunque questo rapporto significativo con i Grimani non è sancito né dalla Elettra né dalla Medea, che va in scena sempre dallo Sbier, sempre San Samuele, fa seguito nel 46. Insomma, quello che voglio suggerire è che non sono occasionali legami di committenza a qualificare la relazione di Gozzi o dei coniugi Gozzi con la proprietà Grimani, ma quello che forse mi spingerei a definire un rapporto professionale di più ampia portata e che impegnava Gasparo, con il presumibile sostegno di Luisa, a svolgere mansioni di assistenza in senso lato, per così dire, letteraria ai comici. Una specie di fidato artigiano della penna, a cui ricorrere per rinnovare o adattare opere come imponevano le esigenze di acclimatamento dei testi e di continuo aggiornamento repertoriale. Deporrebbero alcune tessere documentarie estrapolate soprattutto dall'epistolario, su cui non mi posso soffermare e devo sacrificare ogni puntuale riferimento, correre diritta alla conclusione, che è questa. Nella dissestata economia familiare, un reddito certo di Gasparo Gozzi era una provvigione mensile di 25 ducati che tirava, come da sue stesse parole, da Cagrimani, un salario il cui inizio sarà verosimilmente da scrivere al giugno del 43, fra l'altro lo stesso anno in cui Goldoni lascia Venezia, guarda caso,
elargito per le prestazioni di assistenza ai teatri grimani e di cui peraltro abbiamo attestazioni ancora nel 1956, quando Gasparo e Luisa, come si tende a ignorare, collaborano con il Teatro Grimani di San Giovanni Grisostomo e in maniera molto meno episodica di quanto si possa pensare. Corro tutto da approfondire con l'auspicabile, quindi Gasparo in sostanza prendeva all'anno 300 ducati, che non sono pochi se rapportati al reddito della famiglia secondo la redecima del 40 che ci ha ricordato ieri Gullino, che era di 682 ducati, non sono pochi se pensiamo che un vero poeta teatrale come Goldoni pochi anni dopo da Medebach ne avrebbe spuntati soltanto 450. Comunque tutto da approfondire la qualità del rapporto professionale contratto forse per oltre un ventennio, 43-56, con Cagrimani, di cui nessun'altra fonte parla a differenza del Sant'Angelo. E passiamo al punto 4. Liquidate nel processetto che abbiamo istruito in precedenza le memorie di Carlo e Francesca, restano oggettivamente pochi dati su cui riflettere. Poco possiamo ricavare dalle stampe della produzione realizzate a sostegno delle relative rappresentazioni, stampe numerabili sulle dita di una mano. E un rapporto fondamentale viene invece da 3 fonti di diversa origine, di cui 2 già note, ma senz'altro da rimeditare, e una invece credo nuova di zecca. Queste fonti a rigore non fanno menzione di uno specifico impegno impresariale contratto da Luisa e Gasparo nei confronti del Teatro di Sant'Angelo, quanto verso una specifica compagnia. Temo che faremo in tempo a vedere soltanto il primo dei 3 documenti che vi ho riprodotto tutti comunque. Prendiamo in considerazione solo il primo. Il primo è contenuto in una lettera di Marco Forcellini che al fratello Egidio in data 6 aprile 1747 racconta di come va il suo lavoro presso il procuratore Foscherini. Foscherini aveva, come si suol dire, espresso calde istanze su Forcellini perché subentrasse a Gozzi nel lavoro di segreteria per la preparazione della letteratura veneziana. Il passo da citare sarebbe molto esteso, ve lo leggerete con calma, noi ci soffermiamo soltanto sulla parte segnata in corsivo. È vero che il conte Gozzi ha preso una compagnia teatrale e vi muore dentro col cuore e volentieri si scioglierebbe dal signor procuratore, ovvio Foscherini, se non fosse un personaggio tanto obbligante. È vero del pari che il detto gentiluomo Foscherini ancora dubita che il Gozzi possa assisterlo quanto faceva prima. Ecco, la testimonianza mi pare, se poi considerata nel suo insieme, rilevante sotto diversi profili. Nessun riferimento, come avete sentito, al Sant'Angelo, che fra l'altro, come tutti i teatri veneziani nella stagione primaverile, è chiuso, bensì all'assunzione di responsabilità nei confronti di una compagnia teatrale, impegno contratto da Gasparo, non c'è alcun cenno alla moglie progettante poetica, Gasparo che vi è immerso con un'appassionata dedizione, alimentata tale dedizione dal proposito, o almeno dalla speranza, di farne una fonte di reddito tale da potergli garantire l'affrancamento dalla servitù verso il procuratore Foscherini, servitù iniziata solo da un paio d'anni e già percepita come infruttuosamente onerosa. Il fallimento dell'esperienza imprenditoriale contribuirà in misura presumibilmente decisiva a far sì che quella servitù si protraesse per oltre un decennio, ma ciò mi pare non toglie peso al valore socioculturale del tentativo esperito dal conte Gozzi per collocare il proprio statuto professionale al di fuori delle malcelte garanzie di una relazione di patronage, in un orizzonte che non sarà forse troppo azzardato definire borghese. Ecco, ci sarebbero questi altri 2 documenti molto interessanti, mi limito a segnalare che il primo è a firma niente di meno che di Scipione Maffei, a cui i proprietari patrizi dei teatri veneziani si rivolgevano per
accreditare le proprie compagnie a Verona. Vaffei a sua volta si rivolge a Mazzucchelli per raccomandare la compagnia dei coniugi Gozzi a Brescia. Corro via, vi segnalo solo che la penultima testimonianza che avete riprodotto è molto interessante, perché viene da quella che credo sia la prima biografia di Gasparo Gozzi, redatta a soli 10 anni dalla morte, nel 1796, in una cospicua pubblicazione Remondini. È una voce che, per quanto ho potuto appurare, viene redatta da una persona che lo conosceva bene, Gasparo Gozzi, cioè Giuseppe Gennari, voce che poi si attira i fulmini del primo biografo ufficiale, cioè Angelo Dal Mistro, da cui proviene la citazione che avete nel punto successivo, che insomma ci tiene a difendere il suo modello, ce lo ricordava ieri Magno Pastore Stocchi, il modello ideale, quasi un'icona per Dal Mistro, Gasparo, ma Dal Mistro conosce Gasparo nel 74 e quando nasce Dal Mistro nel 54 non ha fatto certamente in tempo a conoscere tutto il pregresso di quest'uomo da lui tanto adorato, e che difende dicendo: ma insomma, come si può pensare che abbia macchiato il suo sangue nobile con il fare il poeta stipendiato? Beh, arrivo alla conclusione. La conclusione è più o meno quella che vi ho già segnalato. Gasparo e Luisa si sono impegnati nella direzione amministrativa e artistica di una compagnia propria, a cui garantivano l'insediamento non solo nella piazza veneziana presso il Teatro di Sant'Angelo durante le stagioni deputate, cioè autunno e carnevale, ma anche in quelle di terraferma nelle stagioni precedenti, primaverile e estiva, e quindi a Verona, a Brescia e prima ancora probabilmente Padova. Tale compagnia, che sarà molto verosimilmente da identificare con quella di Onofrio Paganini, tutt'altro che infima e sgangherata, oltre le complessive responsabilità di gestione amministrativa, i coniugi Gozzi assicuravano anche, se non soprattutto, il pimento di produzioni nuove con cui dare slancio all'offerta repertoriale. Delle produzioni nuove naturalmente non posso parlare, ci sarebbe molto da dire, non tutto va propriamente nel senso di quella proposta di teatro riformato, di ispirazione borghese e così via dicendo. Quello che vorrei segnalare, se ho ancora 3 minuti, è che per contestualizzare e valutare nel modo più appropriato l'avventura, tra virgolette, dei coniugi Gozzi, bisognerebbe ricordare la particolarità del Teatro Sant'Angelo nel contesto spettacolare cittadino e fare una riflessione su quella che sarà proprio alla fine degli anni 40, la sua definitiva conversione al teatro di prosa. Normalmente si fa riferimento a Goldoni come colui che avrebbe eccetera eccetera. Allora, rapidissimamente, primo punto: qual era la particolare fisionomia proprietaria del teatro? Era un teatro che non apparteneva a una sola famiglia, ma a una società, originariamente erano i Marcello e i Cappello. Comunque la formula societaria della proprietà aveva determinato nel tempo la pratica di conferire mandato pieno organizzativo e artistico agli impresari che vi si avvicendavano, i quali impresari non erano tenuti a sostenere il proprio investimento con un capitale iniziale, ma non potevano nemmeno fare richiesta alla proprietà di sovvenzione alcuna. Dovevano però farsi carico di tutte le spese relative sia all'edificio che al personale di ogni livello, e a titolo di profitto riscuotevano una parte degli incassi però che potevano essere soggetti, come in effetti di frequente furono, a sequestro in caso di inadempienza contrattuale. Questo credo che sia un dato da tenere bene a mente quando si parla di questi coniugi svaporati che perdono tutto a teatro. Il fallimento dell'impresariato al Sant'Angelo era questione piuttosto comune, come dimostrano a cominciare gli studi di Gastone Vio del 1989 e altri poi della Segisfeld. Quindi abbiamo documenti d'archivio che recano appunto le delibere del Consiglio dei 10 sul sequestro degli incassi perché non era pagato il personale del teatro. Questo per il primo punto. Il secondo punto:
come avviene la conversione al teatro di prosa? Allora, tanto ricorderei che l'edificio teatrale, sin dalla sua stessa genesi, era destinato a una funzione spettacolare versatile, perché nel contratto stipulato dai compatroni con l'ingegnere scenografo Santurini nel 1676 era prevista la costruzione di una sala per recitarvi e commedie e opere. Cionondimeno, nei primi 50 anni del secolo si susseguirono solo e esclusivamente stagioni operistiche, felicemente, a detta del Bollini, continuo con la citazione del Bollini, senza interazione veruna fino all'anno 24, in cui si è dato principio a introdurvisi la commedia Stravaganza, rinnovata anche l'anno 1729. In realtà queste due occasionali interruzioni, 24 e 29, non erano tanto stravaganze, ma prodromi di un rivolgimento di più ampio raggio in atto nell'offerta teatrale cittadina. Si sapeva già che il Sant'Angelo nell'autunno del 42, grazie alle testimonianze delle memorie di Zanetti, era frequentato da comici. Quello che non si sapeva sino ad oggi, e che mi permetto di porgere come una piccola scoperta, è che anche nel carnevale del 42-43 e presumibilmente anche per i 3 anni comici successivi fino al 45-46, questi comici citati anonimamente da Zanetti continuarono ad agire al Sant'Angelo, e questi comici, sappiamo grazie ad una infrattata annotazione del Groppo, erano niente di meno che gli Sacchi. Cioè la famiglia Sacchi avrebbe agito, mentre ancora oggi chissà perché si continua a pensare che fossero tornati in Russia. Sappiamo già da quello che è uscito fuori dagli archivi russi che nel 42-43 Sacchi non vanno affatto in Russia, restano in Italia. Sapevamo già che nel 43 erano a Mantova, adesso possiamo dire che restano non solo in Italia ma all'interno del sistema teatrale veneziano. Poi Sacchi, per varie ragioni, ritorna al San Samuele e subentra dopo un anno solo di pausa, in cui si riprende molto stancamente una stagione operistica molto fallimentare. È la volta dei coniugi Gozzi e poi di Medebach e Goldoni. Ora, cosa voglio suggerire con quest'ultima annotazione? Per ragionare in una prospettiva controfattuale, e qualche volta giova farlo, se il Sant'Angelo non avesse dimostrato lungo 5 anni comici quasi consecutivi di poter ergersi quale terzo incomodo tra il Teatro Grimani di San Samuele e il Teatro Vendramin di San Luca, un impresario veduto come Girolamo Medebach non avrebbe considerato la possibilità di sperimentare per un anno, all'origine Medebach viene per un anno solo, poi visto il successo scattano gli altri 4 anni. Medebach non avrebbe considerato la possibilità di sperimentare per un anno l'affitto del Sant'Angelo e poi di portarlo, appunto nei 4 anni che tennero dietro, la fatidica altra avventura della riforma goldoniana. Ho finito, grazie. Sta succedendo una cosa strana in questo nostro convegno che, secondo programma, è dedicato alla famiglia Gozzi. Però, di fatto, in molti degli interventi più impegnati si sta risolvendo in una, in un'apologia, in una riabilitazione, soprattutto di Luisa Bergalli, e forse non è male, perché mi pare che questa sia una novità e quindi una giustificazione del nostro convegno. Riabilitazione che non è soltanto umorale, potrebbe essere dettata anche da simpatia per questa singolare figura, ma qui è documentata anche dal fatto che pur in questa loro sfortunata impresa teatrale non agivano così sventatamente, ma c'erano le premesse, che poi non si sono realizzate, di un qualche esito positivo. Nella comunicazione della professoressa Scannapieco mi ha fatto piacere sentire un nome di un importante studioso di cose soprattutto settecentesche, venete e no, e cioè il Malamani, che veramente meriterebbe di essere più spesso ricordato per tantissime
ragioni per i molti studi che dedicò all'intero arco del XVIII secolo e oltre, è biografo del Cicognara, per esempio, ecco. Prima ragione di ringraziamento, l'altra perché è venuto fuori un altro nome che finora mi pare non era stato pronunziato, cioè quello del Maffei, di Scipione Maffei, che insieme con Apostolo Zeno credo fosse il modello a cui guardava proprio Luisa Bergalli e che anche per questo verso appunto rientra a giusto titolo in questo quadro che stiamo costruendo dell'attività letteraria ma anche imprenditoriale in un certo senso della famiglia Gozzi. Quindi grazie. Ora prego i relatori previsti per la seconda parte della giornata. Crotti qui. No, magari restate perché poi se c'è tempo, come penso ci sarà, tutti voi sarete esposti al fuoco di fila delle osservaziuni. Come vedete c'è un piccolo cambiamento nel programma ufficiale, c'è un'inversione dell'ordine degli interventi e quindi ora abbiamo Angela Fabris dell'Alpen Adria Universität di Klagenfurt che ci parlerà dell'architettura della Gazzetta Veneta, dialogo tra generi e forme. Grazie. Prego. Si sente? Sì. Si sente? Sì, perfetto. Il primo esperimento gozziano in campo pubblicistico è dato dalla Gazzetta Veneta, che con cadenza bisettimanale, le uscite sono programmate il mercoledì e il sabato, intorno alle ore 14 in circa, esce tra il 6 febbraio 1760 e il 31 gennaio 1761, per un totale di 104 numeri. Si tratta di un foglio, questo, capace di associare diletto e morale, sulla scia dei modelli spettatoriali, ossia delle formule periodiche proposte in Inghilterra da Edison e Steele agli inizi del secolo XVIII. Nel caso specifico, la soluzione proposta consiste in un insieme composito, posto in scena sotto la gestione di un solo individuo, Gasparo Gozzi, e capace di accogliere al suo interno le diverse correnti di un'opinione in procinto di divenire pubblica. Desideroso oltretutto quest'unico individuo Gozzi di volgersi a un destinatario multiplo. Secondo quanto espresso nel numero 6 del 23 febbraio 1760, nel quale programmaticamente a un mese dalla nascita il gazzettiere scrive: uomini di lettere e senza lettere, genti occupate, genti oziose, capi e figlioli di famiglia, vecchi, nobili, plebei, maschi e femmine si hanno da pagare di un foglio solo. Sottolineo questo genti occupate e genti oziose perché questo è un segmento che ci illumina un po' sugli spazi pubblici e privati dell'ozio che Gozzi descrive sia nella Gazzetta che nell'Osservatore e sui quali ho scritto un articolo che entra in un quadro europeo dell'ozio nella concezione, propria dei modelli spettatoriali spagnoli e di quelli italiani. Questa citazione è una chiara presa di coscienza di distinte tipologie di lettori e di un ambito sociale allargato a vantaggio di una comunicazione, di una dimensione comunicativa differente rispetto ai destinatari del libro e all'ambito ristretto degli eruditi, il che dimostra come la pagina gozziana in questo suo primo esperimento sia sensibile a un processo di apertura culturale ad ampio raggio tramite il medium del periodico. Un tratto tipico questo dell'apertura dei modelli spettatoriali, così definiti in numerosi studi condotti in Italia in relazione a quello che la ricerca letteraria in area germanofona identifica come moralische Wochenschriften, settimanali moralistici o fogli periodici di intonazione morale. È un genere questo analizzato inizialmente alle latitudini nordiche nelle sue manifestazioni su suolo germanico da Wolfgang Martens,
con uno studio articolato ed esaustivo risalente al 1968 ed essenziale nell'evidenza assegnata da alcuni parametri che possono essere validamente estesi ad analoghe manifestazioni italiane e nel caso specifico veneziane. Il margine di prossimità rispetto ai prototipi inglesi, la messa in scena finzionalizzata di un messaggio morale o di ammaestramenti di costume e la presenza di un redattore fittizio di una serie di lettere o repliche in forma scritta da parte di ipotetici lettori, quale artificio comunicativo in grado di simulare una trattazione a più angoli prospettici delle tematiche proposte. Se le altezze cronologiche considerate sono gli inizi del XVIII secolo per i prototipi inglesi, quali il Tatler e lo Spectator, assieme alle manifestazioni a loro più prossime nei paesi protestanti, a queste presenze segue la seconda ondata, che si localizza nei paesi cattolici, in primis in Spagna e in Italia intorno agli anni 60. Gozzi è il primo. Sono fogli tipologicamente basati sull'imitazione su alcuni tratti distintivi rispetto ai capostipiti inglesi e a proposito dei quali si deve ricordare il lavoro sistematico condotto nel 1980 da Fritz Rau sulla base di una suddivisione affidata ai punti cardinali tra nord, est, ovest e sud. Uno studio questo puntuale e comparativo dal quale è possibile vincere come intorno agli anni 60 del Settecento lo sviluppo di questa tipologia di foglio periodico nelle aree meridionali del continente europeo sia controbilanciato dal declino di cui è oggetto nei paesi protestanti, nei quali a tale altezza cronologica si assiste già da tempo al loro riversarsi e fondersi nella forma romanzo. Nel caso di Gozzi si deve sottolineare sia il suo accogliere tale modello alle latitudini veneziane, il primo a farlo, sia il margine innovativo che vi diluisce all'inizio degli anni 60 e dunque poco prima dell'esperienza decisiva in materia di giornalismo d'opinione del caffè. Nel caso specifico la Gazzetta vede in azione lo stampatore Pietro Marcuzzi, il medesimo Gozzi, una committenza raccolta attorno all'editore greco-veneziano Demetrio Teodosio. A solo un anno dalla nascita, tuttavia, per controversie sorte con i committenti intorno alla presenza degli annunci e non solo, oltre che per soddisfare nuove ambizioni di ordine letterario più che pubblicistico, il conte gazzettiere abbandonerà il giornale. Ogni fascicolo viene stampato su 2 colonne in 4 carte non numerate e si apre generalmente, pur non avendo un palinsesto fisso, con uno o più inserti in cui si affrontano aspetti di natura diversa, magari sulla scia di un episodio concreto o di un inserto di carattere riflessivo, al fine di desumere indicazioni sintetiche in termini di morale e di costume. Come reso esplicito, infatti, dal detto razziano posto nell'intestazione, il foglio, cito, si pasce e nudrisce delle cose sue proprie e non cerca gli alimenti, cioè le materie da lontano. La Gazzetta si caratterizza infatti per il suo trarre alimento dalla vita del tempo e si distingue anche per una proiezione moralistica tenue in una cronaca che segue e marca da vicino la vita cittadina, tramite resoconti teatrali o attraverso episodi minimi e aneddoti. Sono scene, micronovelle, casi o accadimenti, posizionati quasi tutti all'interno della mappa veneziana, tra calli e piazzette, o in alternativa nei distretti della vicina terraferma assoggettati alla Repubblica, e che riguardano la vita di tutti i giorni e permettono di incuriosire, divertire e al tempo stesso educare il pubblico, in linea con il programma oraziano fra il dilettare e l'istruire, di cui si erano fatti portavoce a suo tempo Edison e Steele. Lo dichiara al principio nel manifesto che annuncia la pubblicazione della Gazzetta lo stampatore, cito: 2 soli oggetti vorrei che avessero sempre in mente gli autori. L'uno, la società di quel paese in cui vivono, l'altro, quella naturale curiosità che hanno gli uomini di sapere. Fine citazione. Assenti pertanto le cose dal di fuori, ossia le notizie provenienti dall'esterno, e quindi si deve sottolineare come in questo primo esperimento Gozzi si affidi in partenza alla componente cittadina, senza farsi portavoce di specifiche battaglie di carattere ideologico. Non a caso, in una fase ormai avanzata del periodico, si legge che, cito, la Gazzetta non è un tribunale, è una spugna. Ciò che conta per l'istanza a cui spetta fittiziamente la redazione del foglio, istanza non unica ma suddivisa in più fisionomie,
più fisionomie che sono, diciamo così, che fungono quasi da portavoce di quel circolo di intellettuali, operatori e promotori culturali che in questo momento sono in cerca di una collocazione economica oltre che sociale e culturale. Diciamo, quello che conta è organizzare una forma di consenso intorno alle proprie opinioni, anche se non coerenti o fortemente radicate. Per questo può accadere, come effettivamente accade, che le coordinate del foglio in questione si modifichino nel tempo, con cambi anche significativi e a volte persino contraddittori. A contare più di ogni altra cosa in sostanza è il favore del pubblico. Anche per queste ragioni la Gazzetta, come risulta dal manifesto che ne annuncia l'apparizione, conterrà, cito, cose utili a proposito per le usanze e per gli agi della città, ossia, come sottolineato dallo stampatore Marcuzzi, sulla scia dei fogli che escono 1 o 2 volte la settimana in Londra, a Parigi, a Berlino, a Vienna, in Amburgo e in altre città. Fine citazione, quindi si riferisce anche alle inserzioni commerciali, ricordiamo una parte fondamentale della Gazzetta, almeno nella prima metà, dove gli elementi essenziali sono, oltre al diletto e all'utilità, un localismo in forme analoghe e in parallelo i punti cardine di uno spazio europeo, inteso ad ampio raggio e nella dialettica del generale e del particolare, del generale nel suo appartenere alla formula spettatoriale da un lato e del particolare nei tratti peculiari che riguardano la variante gozziana dall'altro. In questa direzione rientra perfettamente nel primo numero della Gazzetta l'inserzione di una cronistoria, in termini di genere e anche a proposito delle genealogie, delle varianti raccolte sotto tale denominazione, cito, diciamo così, a spezzoni. La prima Gazzetta pubblicata in Europa uscì in Venezia nel 1600 e di seguito usciva allora una volta alla settimana ed era una relazione di tutti i fatti di Europa. Tutte le città più notabili presero subito dopo questo costume. Parlo delle città europee. A questa sorta di filiazione in termini spaziali, storici e di genere segue un reticolo di avvisi, esempi moraleggianti, casi e notizie con quadri di vita cittadina, dove le cifre della scrittura gozziana risiedono nell'assemblaggio di materiali eterogenei e nella natura frammentaria di quanto esposto, ossia nell'accostare differenti generi riproposti però secondo parametri in parte distinti nella successiva attività pubblicistica. Un ulteriore aspetto è quello degli inserti liminari o di soglia. Ricordo che nei fogli gozziani, nella Gazzetta e anche nell'Osservatore ci sono numerose epigrafi e questo ci collega, diciamo così, alla costruzione di una sorta di biblioteca ideale da parte di Gasparo Gozzi. È un modo per richiamare in vita gli autori a cui si appella, gli autori di cui si serve, di cui si avvale. E questi inserti liminari o di soglia sono da considerarsi anch'essi in relazione al versante sociale dell'attività letteraria, in particolare nel rapporto con il pubblico, rispetto al quale l'elemento paratestuale suggerisce una serie di considerazioni inerenti alle pratiche e ai costumi della cosiddetta Repubblica delle Lettere. Il primo segmento utile in tal senso è il manifesto che annuncia la pubblicazione della Gazzetta e che funge da inserto prefatorio a tutti gli effetti. Lo attestano in ottica pragmatica il suo rivolgersi al benigno lettore e di seguito l'appello diluito sotto forma di verso nella favoletta che il poeta legge allo stampatore. Le firme apposte sono quelle del poeta e dello stampatore e che recita, cito, «Perché cerchi, o lettore, da lontano solo le cose di tua casa apprezza, in essa le tue ricchezze e tu non sai, cerca in tua casa e quelle troverai». In sostanza si tratta di un testo a metà fra la classica dedica in verso, qui rivolta in termini accattivanti al lettore, e l'inserto prefatorio vero e proprio. In realtà il giudizio di Gasparo Gozzi sulle scritture d'avvio e sulle prefazioni risulta in determinate circostanze volto al negativo, soprattutto nel caso di segmenti preliminari posti in fronte a testi o opere quali costruzioni ampie e complessive. E quanto afferma per esempio in un frammento del 1758, quindi 2 anni prima, dove egli annota: «Le prefazioni non migliorano le opere né le difendono, come si crede, anzi per lo più mostrano solamente essere in coscienza l'autore scontento delle opere sue,
e volere col proemio dare ad intendere che egli le ha dettate con un certo artifizio o ordine particolare, che poi leggendole non si trova né punto né poco. Un'opinione questa in parziale disaccordo con quanto asserito nel primo foglio della Gazzetta Veneta, quando una volta chiarite le rispettive identità e ripartiti i compiti tra filosofo, poeta e stampatore, si arriva alla conclusione congiunta che la medesima lettera possa servire di prefazione e dove il meccanismo che conduce all'inserzione di un numero più o meno ampio di brevi insetti prefatori premessi ai vari materiali confluenti nel foglio attesta una volta di più la preferenza per la misura breve e la predilezione nei confronti della poetica del frammento. È coordinata nota in effetti come una delle specificità di Gozzi, vera chiave di volta della sua scrittura, sia testuale che paratestuale, sia il frammentismo, l'attitudine all'inserto breve e variegato. È lui stesso a sottolinearlo nel numero 4 del 16 febbraio 1760. Io non promisi sistemi ma gazzetta, esplicita forma di rifiuto di un qualsiasi metodo, come ribadisce nel numero 6 del 23 febbraio 1760, quello in cui si è rivolto al pubblico, ossia in uno dei fogli maggiormente densi di considerazioni sul piano metatestuale. Metodi e sistemi io non posso altrui usare migliori che balzare e saltare qua e colà, e di una cosa in un'altra per appagare tutti gli umori. Nell'orizzonte pubblicistico gozziano si assiste così alla comparsa di forme brevi, di scritture di natura sintetica, come proclamato in un'uscita bruciante nel numero 18 della Gazzetta. Cito: «La brevità di questo foglio non richiede molte riflessioni e chissà che io non sia stato lungo». Tale sinteticità sembra adattarsi bene anche alla fisionomia del gazzettiere a quella variegata dei suoi lettori. Pare suggerirlo l'affermazione contenuta nel foglio in cui ci si augura che i contenuti possano corrispondere ai gusti di un'ampia sfera di lettori, senza che essi, cito, debbano rompersi il capo in lezioni più gravi. Fine citazione. Il gazzettiere lo ripete in uno dei primi numeri, in quel segmento che titola come chiacchiera, cito: «Ogni uomo che detta libri, siano di quale argomento si voglia, fa giovamento ad alcuni pochi altri uomini, ma non ad una società intera. Noi all'incontro non andiamo ghiribizzando in noi medesimi per comporre questo foglio, né facciamo ricolta nella memoria nostra di intenzioni e idee limosinate qua e colà col mezzo di un lungo leggere o di un profondo meditare, ma domandiamo a tutti di che hanno bisogno e quando ce l'hanno scritto in polizia, in lettere, lasciato detto a voce, formiamo di questo la materia nostra, ne empiamo un foglio e lo pubblichiamo». Trascurando per il momento il discorso sulle varie fisionomie riunite in quel noi, è chiaro che un'asserzione di questo tipo si segnala, oltre che per il richiamo al bisogno, all'appello, all'oralità, quel lasciato detto a voce, anche per un processo di apertura culturale. È chiaro altresì che le possibilità di fruizione del foglio pubblicistico siano indubbiamente più ampie nel rivolgersi a un pubblico non più limitato alla cerchia degli eruditi o comunque dei fruitori del libro, quale esempio di ricezione individuale e di modalità intensive di lettura, tipiche per esempio dei testi chiave della letteratura erudita, edificante o religiosa, e che vengono qui evocate tramite quel lungo leggere. In sostanza si tratta di una presa di coscienza di distinte tipologie di lettori, di una fascia sociale allargata, in definitiva di mutate abitudini di lettura, con il passaggio da una modalità intensiva a una estensiva e l'invito a una tipologia di consumo di questi fogli di continuo interrotta e segmentata. Ricordo un passaggio dell'Osservatore in cui si cita proprio questo esempio. Riguardo alle fisionomie riunite in quel noi, appena citato, si deve sottolineare il reticolo di identità fittizia che avvolge il foglio gozziano. Infatti, rispetto alla presenza iniziale del filosofo e del poeta, seguono in particolare negli ultimi mesi altri interventi di mittenti lettori, che sotto la maschera di una serie di pseudonimi allusivi del tratto caratteriale saliente o in accordo con l'osservazione proposta, oppure senza l'ausilio di un nome o con il solo puntello delle iniziali, propongono quesiti di vario ordine. La questione in effetti riguarda il reticolo delle identità fittizie presenti nella Gazzetta Veneta,
a partire dal manifesto che annuncia la pubblicazione del foglio e che Gozzi finge redatto dallo stampatore Pietro Marcuzzi, figura effettivamente attiva in tale ruolo, ma che nella finzione pubblicistica diviene una maschera posta consapevolmente in scena. In questi termini, l'adesione iniziale del poeta e del filosofo alla proposta di un corrispondente di siglare i rispettivi interventi con le iniziali che li contraddistinguono e di seguito il loro successivo scomparire, questo a riprova del loro essere delle maschere non solo fittizie ma anche fluttuanti di breve durata, viene a segnalare come questa esperienza pubblicistica rappresenti a tutti gli effetti un'officina di lavoro, uno scrittoio colmo di carte e denso di ipotesi. Accade così che al posto delle sigle chiarificatrici annunciate all'inizio acquisti importanza un'altra denominazione, quella di gazzettiere. Se infatti accanto allo stampatore, se infatti si focalizza l'attenzione sulle due denominazioni gazzettiere e stampatore, si può parlare di due proiezioni distinte nel loro rinviare a mansioni parzialmente differenti. Stampatore. L'atto manuale, nel suo caso, nel caso dello stampatore, come attestato dagli stessi suoi interventi, volti a sottolineare i compiti assolti, estranei all'ambito contenutistico e registico, e invece la selezione, regia e distribuzione dei vari frammenti di cui si occupa in alcuni casi il gazzettiere. Quest'ultima maschera, dunque, parrebbe farsi carico di un intervento di maggiore spessore, con effetti indiretti anche sul perimetro assiologico. È quanto si deduce nell'ultimo numero uscito sotto la direzione di Gasparo Gozzi, il 31 gennaio 1761, in cui dopo l'avviso della fine della Gazzetta segue l'intervento di congedo di colui che si definisce lo scrittore dei fogli. Egli, ringraziando il pubblico e gli associati, specifica: le novelluzze da me scritte, i ragionamenti e le ciance che furono da me dettate divennero qualcosa per grazia vostra. In sintesi, al pubblico sarebbe da attribuire l'apprezzamento, a lui gli inserti narrativi al pari di quelli di carattere riflessivo. A questo riguardo, tuttavia, si deve sottolineare come il percorso pubblicistico segnali delle anomalie. È sufficiente leggere quanto dice di sé in altra sede il gazzettiere, in chiave di deresponsabilizzazione, un meccanismo che ritorna spesso, quello della scrittura quasi automatica, con il calamaio, eccetera. Scrive: io non sono altro che una mano che scrive e la sostanza mi viene da cervelli altrui. E anche a questo si collega quanto annotato dal supposto del presunto Pietro Marcuzzi nel numero 44, che dice: io non sono stampatore di altro che delle notizie le quali mi vengono mandate. Questo ci permette di individuare un sensibile incrociarsi, ma forse anche sovrapporsi tra le due figure. Nel panorama della Gazzetta Veneta non manca neppure il discorso sulla poesia. Si assiste dunque nel numero 67 a ragionare intorno alla poesia, in particolare all'utilità di chi la esercita e anche di chi ne fruisce. Nei riguardi della prima categoria il gazzettiere la giudica utilissima, in quanto nonostante i poeti sembrino, cito, in disgrazia della fortuna rispetto alle cose mondane, nel loro caso, cito, la vera quiete sta di dentro e non nelle cose estrinseche. Così, fine citazione, così rivolgendosi all'interlocutore che gli ha proposto il quesito quale sia la particolare utilità della poesia, dà spazio a frammenti della propria biografia e al variegato tenore della sua immaginativa, cito. Potrà mai affermare vostra signoria né altri che non sia felicità il trovarsi in uno stanzino a tetto, con un migliaio di zanzare attorno, con le invetriate rotte, le mura fesse, ed essere trasportato dalla fantasia per modo che paia al poeta di essere in un solitario boschetto di fronzuti alberi, sopra i quali cantino dolcemente i rusignoli e fra le cui fronde con grato mormorio spirino i zeffiretti soavi. Chi potrà dire che un poeta sia povero se, quando vuole, ha il capo in ricchissimi campi, in verdi prati, attorniato dagli armenti ai quali parla come a cose sue, e gli tosa quando vuole e ne trae lana e fa panni? Gli altri uomini conviene che si contentino di quelle donne che trovano. Abbiansi il naso schiacciato, gli occhi scerpellini, i tarli del vaiuolo e un migliaio di difetti,
si hanno ad appagare. Il poeta se le fa da sé come vuole, bianche, vermiglie, brunette, con capelli d'oro, denti d'avorio, dita schiette, insomma con tutte quelle perfezioni che può mettervi pittore o scultore. O le pazzie, bene sta, ma quali non sono pazzie al mondo? Chi non si pasce di fantasie? Chi non fa castelli in aria? Chi non vive di ombre e speranze? Questa è la utilità particolare del poeta. Una vera perorazione a sostegno della poesia e della sua utilità dal punto di vista della tenuta immaginativa nei confronti di chi la esercita. Diverso è il caso di coloro che la recepiscono. Cito, breve. Quelli che l'ascoltano veramente non saprei dire qual prone ritraggano, se non di passare il tempo, ma ciò è avvenuto perché la poesia si è impiegata nel modo che non si dovea. Questa è nata per dar diletto e certi catoni hanno voluto che la sia nata per arrecare utile. Onde chi l'ha fatta diventare filosofessa, chi teologhessa, chi maestra di agricoltura. Ma dico solamente che se qualche utile ella potesse mai fare agli ascoltanti, ciò sarebbe sulle pubbliche piazze, entrando negli orecchi del popolo. La poesia dimostra in tal senso la sua centralità nell'essere oggetto di riflessioni, confronti e paralleli. Si nota inoltre come il meccanismo analitico nei confronti della poesia tocchi ambiti differenti, includendo gli appelli al bene e al diletto e in certi casi una forma generica di utilità nei confronti di genti sprovviste di lettere, secondo una pratica orale e in linea con l'attenzione che Gozzi riserva all'ambito della fruizione e agli effetti sul pubblico. Un altro dei fili unificanti della produzione gozziana, e mi avvio alla conclusione nella sua interezza, è la dialettica fra passato e modernità, soprattutto riguardo agli spazi del letterario che sono oggetto di indagine e in cui non solo si assiste spesso all'esclusione di raffronti puntuali in termini di nomi e testi e ci si concentra sulla pratica letteraria, ma diciamo così il gazzettiere istituisce in aggiunta un raffronto fra l'erudizione del passato e quella del presente, sottolineando lo studio, il rigore e l'impegno nel primo caso e la competizione, le scorciatoie e scorrettezze tipiche del secondo. Mi sembrava utile fare questa citazione in relazione a Gasparo Gozzi per darne un profilo, sensibile anche alla sua capacità di percepire gli umori dell'ambito poetico, il fatto di non poterne fare parte. Egli scrive: rispetto ai tempi passati, a nostri giorni abbiamo abbreviato il viaggio, aperto una via piana e facile da camminarvi, come chi dicesse sulla bambagia, senza altro pensiero fuorché quello di dare dei gomiti nello stomaco o degli urti nei fianchi altrui, procurando di tenere indietro chi troppo gagliardamente corresse e di tirare qualche archibusata a chi troppo rapidamente spiegasse le ale. Allo stato attuale, in base a una distinta concezione del tempo, abbiamo abbreviato il viaggio, dice, e a una forzata rimozione degli ostacoli, anche la gloria letteraria assume contorni distinti. Così il consiglio impartito a un giovane desideroso di conquistarsi gli onori nell'immediato è il seguente: si faccia un buon provvedimento di motti e berte contro i suoi concorrenti e se ne empia per modo il cervello che gli fischino dalla lingua come gragnuola e gli dica a tempo fuori di tempo che non importa. Ricordisi che non basta il dir male di altrui, ma che egli bisogna dall'altro canto dire un gran bene di sé medesimo. In sostanza una serie di considerazioni ironiche ma veritiere sull'utilità delle critiche impartite ai concorrenti e sulle lodi rivolte a se stessi fino al consiglio finale, costruito intorno alla logica del massimo effetto col minimo sforzo. Cito: non sudi il sangue delle vene a comporre, ma faccia ogni cosa in furia e in fretta, perché la squadra in mano e compasso toglie il fuoco allo scrivere e i difetti fanno meglio splendere le bellezze dei componimenti, essendo stato un tempo grande arte l'usar l'arte e non darne indizio, all'incontro d'oggidì che per non inciampare nell'usarla si crede cosa più sicura il non averla. Le disamine conclusive assumono così contorni ancora più amari, investendo ambiti esistenziali. Egli è il vero che il fine della vicenda non si chiude in tal modo con molto concetto di letteratura, scrive Gozzi, ma che importa a questa vanità ultimo la gloria di un epitaffio. Uno sconsolato quesito retorico che allinea le due componenti, la vita e la letteratura, e che il conte gazzettiere sembra quasi rivolgere a sé. Come detto,
Il materiale accolto nella Gazzetta è quanto mai variegato, tra notizie di cronaca, brevi novelle, un insieme eterogeneo di lettere fittiziamente attribuite a un reticolo di lettori corrispondenti tra uomini e donne, notizie di cronaca teatrale e inserti che analizzano con puntualità le nuove rappresentazioni teatrali. Tutto un apparato di notizie e avvisi commerciali che costituiscono una sezione a parte, contraddistinta dalla parola chiave dell'utilità e infine da qualche, utilizzo il termine goziano, squarcio di morale, inserti onirici ancora e proiezioni di ordine distinto, con un tenore immaginativo obliquo in cui si creano anche delle crepe, delle mancate, delle rotture della fiducia nel settore dell'immaginazione e a cui si deve sommare il fatto di ripartire la responsabilità attiva del foglio, come si è visto, tra più soggetti. La questione che ci interessa dunque è quale possa essere in questo insieme di materiali il filo unificante, la regia compositiva chiamata diciamo così a unire i diversi elementi. In tal senso si può affermare che il profilo di Gasparo Gozzi, quale attivo e versatile operatore culturale nonché scrittore, è chiaro, si definisce anche in funzione della ricettività di cui dà prova nei confronti del regime dialettico, quale valido strumento esplorativo, per esempio nella relazione dell'antico con il moderno, che tematizza secondo un procedimento conoscitivo retto da una costruzione discontinua a balzi, e nella quale si possono cogliere tracce non solo nella Gazzetta, ma anche, seppure differenti, nell'Osservatore e in quell'esperimento misto che è il mondo morale, dove si assiste al loro reggersi di queste istanze differenti su un precario equilibrio, tramite l'assemblaggio di materiali testuali di derivazione varia, con interventi di contaminazione che permettono di arrivare alla costruzione di nuovi palinsesti sostenuti da distinte e alternanti variegate gerarchie. Non a caso, uno dei termini che ricorrono nella pagina pubblicistica goziana di questi primi anni 60 del Settecento è sicuramente quello di edifizio, da intendersi quale figurazione allegorica della struttura del foglio, in riferimento all'impianto e al regime compositivo del singolo numero. Non si tratta però di un edifizio da intendersi secondo ambizioni totalizzanti o sulla scia di orientamenti sistematici, o magari nel ripetersi fisso degli stessi schemi, quanto invece di uno spazio alternativo a soluzioni imperniate sulla continuità e sulla statica ripetizione dei medesimi caratteri. In effetti, rispetto alla rigidità del tratto acronico, si concede spazio anche al sensibile aprirsi della pagina rispetto al segno del cambiamento. Affrontare il discorso sull'architettura dei fogli scaturiti dalla penna goziana in questi 104 numeri 1760 fino all'inizio del 1761 significa considerare la dinamica pubblicistico-letteraria come un fenomeno che esula da una prospettiva lineare. Significa anche considerare la forma e la struttura dei generi presenti nel palinsesto pubblicistico, generi letterari, la novella, il tessuto biografico, come si è visto, che accoglie frammenti autodescrittivi, ma anche generi extraletterari, la lettera privata, o ancora in sezioni di commento riguardo alla cronaca teatrale, forme tutte queste che hanno ricoperto un ruolo nello sviluppo della narrativa moderna. In questo senso, se il meccanismo di costruzione della pagina nella Gazzetta Veneta è un meccanismo paratattico in cui è difficile ravvisare una forma di elevata coerenza e, diciamo così, in cui si deve tenere conto dell'impossibilità di giungere a posteriori a un'organica formula interpretativa in base alla quale tutto si giustifichi, in questo senso va anche detto che, diciamo così, si assiste alla presenza significativa di alcuni intergeneri o generi intercalari, secondo le formule bakhtiniane tese a individuare in essi la capacità di introdurre tracce pluridiscorsive che finiranno poi per confluire nel romanzo. Sono quelle che Bakhtin, per intenderci, definisce forme semantico-verbali di assimilazione dei vari aspetti della realtà. Ad acquisire importanza però sono anche lo scarto, la selezione, il fallimento e la coscienza che si accompagna a questi tentativi. Per esempio nella recensione appuntata al dizionario storico-critico del Bayle, che viene accolta, lo dichiara il medesimo gazzettiere, in termini negativi. Sono elementi che di per sé intervengono nella costruzione del palinsesto e che sono anche riflesso di uno scambio attivo con il pubblico. In questo senso, e proprio chiudo,
Diciamo così, sono due gli elementi che intervengono: l'elaborazione di una lingua letteraria media e forme di contaminazione destinate a sostenere la futura interdiscorsività del romanzo sul piano espressivo. In effetti i fogli pubblicistici, e qui Gozzi è capostipite nella penisola, sono i primi ad accogliere entro le due colonne generi e inserti di natura e tipologia differente. Con la presenza di una serie di pluridiscorsività, ne ho identificate numerose nelle novelle, che non cito qui per ovvi motivi di tempo, che si producono tutte entro un unico limitato spazio. Si tratta dunque di una formula pubblicistica ma anche letteraria, che nel suo accogliere inserti narrativi e sezioni in prosa dai tratti distinti, sostiene non solo la dimensione interdiscorsiva sul piano linguistico, ma anche e soprattutto quella in atto tra generi e microgeneri diversi, con un'attitudine alla contaminazione e alla diversificazione, un andamento centripeto e centrifugo al tempo stesso, alle quali non saranno insensibili i territori del romanzo nel tardo Settecento. Grazie. Non so se la Gazzetta Veneta sia ufficialmente recepita nell'Olimpo dei classici italiani. Credo che così la pensassero Carducci e i dirigenti della gloriosa biblioteca carducciana, in cui fu accolto quello che a tutt'oggi rimane l'ultima edizione, l'unica edizione moderna della Gazzetta. Mi è parso di aver visto il volume tra le mani di Romanelli, o sbaglio? Ecco, ed è un volume che anch'io mi onoro di possedere, ma credo non sia molto diffuso, così come dell'Osservatore c'è stranamente un'edizione nella gloriosa Bur, nei volumetti originari, ma è diventata quasi più introvabile addirittura della Gazzetta Veneta. Ecco, mentre abbiamo udito oggi quanto interesse può avere quest'opera, che è un'opera, mentre gli inglesi non hanno difficoltà a riconoscere lo Spectator come opera classica, diciamo, noi abbiamo ancora bisogno di comunicazioni come queste per farci un pensierino. Grazie dunque ad Angela Fabris e Dulcis in fundo. Ascoltiamo ora Ilaria Crotti, ben nota a tutti noi, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci parlerà di Gasparo e Carlo Gozzi par lettre. Prego. Grazie. Anch'io faccio una brevissima premessa dicendo che nella mia lettura dovrò escludere molto Carlo e privilegerò Gasparo e poi ovviamente negli atti potrò avere modo di approfondire meglio, diciamo, le lettere o i corrispondenti di Carlo. Una delle modalità più idonee per interpretare ordito e trama di un epistolario è data dal discernere nella sequenza delle lettere disposte in cronologia alcune linee portanti, indi selezionarne gli elementi ricorrenti accanto ai fattori segnati invece da discontinuità o da nette divergenze, anche portandoli a interagire, per poi valutarne in modo comparativo le alternanze formali e la portata semantica. La mia lettura pertanto non potrà che essere selettiva, ovvero focalizzata su talune di dette linee, nell'intento di individuare sia possibili intersezioni che eventuali divergenze. Nella presente occasione circoscriverei l'analisi alle missive indirizzate dai due fratelli Gozzi ad alcune figure femminili. Silhouette appunto che, una volta verificata l'assenza di corrispondenti italiani ed europei dal significativo rilievo intellettuale, assurgono a modelli sintomatici non solo del rapporto statuito con l'altro, ma anche delle strategie discorsive messe in atto, con l'avvertenza preliminare che, mentre nel caso di Gasparo l'ammontare di dette lettere, collocabili in alcune stagioni ben precise della sua esistenza, appare molto nutrita, per quanto concerne il mittente Carlo, invece, la loro entità risulta numericamente inferiore, contando solamente una quindicina di missive tra le datate e le non datate.
laddove il primo, insomma, ha fatto della scrittura epistolare indirizzata alle donne una pratica indicativa di opzioni investenti, non solo strategie di mediazione comunicativa, ma anche l'esternazione analitica dei propri moti più intimi, il secondo, con l'eccezione di un'occorrenza oltremodo eloquente, non ha attribuito a detta peculiare forma di comunicazione scritta, in particolare ove diretta a un destinatario donna, valenze perspicue. Quest'ultimo dato può essere ascritto altresì al fatto che Carlo, in misura ancora più rilevante del fratello, fu un sedentario per eccellenza, restio anche per motivi economici oltre che caratteriali a levare le tende da Venezia, magari solo per seguire la compagnia Sacchi nelle sue molte tournée teatrali in terraferma. Prenderei le mosse dalle missive di Gasparo. Infatti la prima lettera indirizzata pervenutaci ed è indirizzata da Vicinale al sacerdote Giovanni degli Agostini, bibliotecario presso il convento di San Francesco della Vigna, data 2 giugno 1736, quindi di un ventenne, mentre quella d'esordio di un quasi quarantenne Carlo, diretta da Venezia al patrizio Paolo Balbi, risale al 19 aprile 1758, pertanto successiva a quella del fratello maggiore di circa 2 decenni. Le strategie che Gasparo prescelse al fine di modellare la propria immagine di penna ad uso delle destinatarie sono molto oculate. Egli infatti si avvalse di alcuni travestimenti tesi a mascherare la propensione accentuata che lo muoveva a porsi in primo piano, ricorrendo non di rado a soluzioni autoironiche e parodiche. Colui che scrive in sostanza tende a esibirsi senza remore, appunto giovandosi di modi e di forme che parrebbero di segno contrario. Una scelta di tale tenore spicca in termini evidenti già dalla prima lettera a Luisa Bergalli, colei che dopo non poche resistenze familiari diverrà sua consorte l'8 luglio 1738. Così in una missiva non datata ma di poco anteriore a quella dell'inizio di luglio, le parole indirizzate al cuor mio hanno il loro epicentro non già nella figura dell'amata, bensì sulla propria prima persona e sulle sofferenze inaudite che sarebbe costretta a patire. E certo mi meraviglio che per tanto patimento e tanta tribolazione io sia passato vivo fino a questo punto, e spesso dico fra me medesimo che non so come io, di temperamento peraltro sottile, non sia caduto in qualche malattia grave, pensando a 1000 difficoltà, a 1000 scogli che si potevano attraversare alla nostra intenzione. Da capo, in un passo successivo, non vi potrei dire come sono travagliato dentro di me. Non mi riconosco più e non credeva mai d'essere capace di tanta tribolazione, la quale non solamente mi sconcia l'animo, ma temo che mi torrà, vedete sto sottolineando tutti ovviamente i riferimenti al soggetto, al mittente, che mi torrà la salute perché mi sento sempre tremare le gambe, battere il cuore con i spessissimi colpi e altre cose ch'io non ho provate mai più. Curiosa dichiarazione d'amore codesta, ci si sofferma con attenzione quasi morbosa a vagliare le sofferenze di natura soprattutto fisica del mittente, mentre non sembra interessata alle problematiche e ai sentimenti della destinataria. Un corpo ostentato, reso ingombrante e ipervisibile, e le sofferenze patite, sia le fisiche che quelle di natura squisitamente morale e interiore, sono i temi che emergono con insistenza in un campo semantico molto presente nell'insieme epistolare di Gasparo e persino tra il cospicuo mazzo di lettere risalenti a una delle stagioni più felici
dell'esistenza del poligrafo, vale a dire a quella segnata dall'amicizia e dalla corrispondenza d'amorosi sensi con la veneziana Marianna Trivelli, la bella e vivace, anche intellettualmente consorte di Stelio Mastraca, all'incirca coetanea di Gasparo, essendo probabilmente del 16. Detta fase, che appunto le missive datate aiutano a situare nel quadriennio decorrente dal giugno 1752 al luglio del 56, l'ultima di esse infatti risulta inviata da Pontelungo il 3 luglio 56 e che proprio tra i mesi di giugno e ottobre del 55 ha il suo lasso di tempo più fitto di scambi epistolari e più intenso dal punto di vista sentimentale ed emotivo, appunto mi pare possa fungere da degno campionario di quanto notato. Intendo privilegiare quindi nella mia lettura delle missive alle donne quelle indirizzate a Marianna, in luogo delle pur interessantissime lettere a Caterina Dolfin, peraltro già prese in esame in alcuni dei loro risvolti più socialmente avvincenti dal Damerini. Lettere codeste appartenenti a una stagione più avanzata, che sottende pertanto un legame di diversa natura tra i due corrispondenti e relative a un torno d'anni molto esteso, che va dal febbraio del 68 al settembre 82, interessando anche l'anno del suicidio tentato il 25 febbraio 77, fino a spingersi a pochi anni dalla morte del Gozzi. Così già in un passo della prima, datato Pontelungo 22 giugno 1752, Lio che scrive si pone al centro della scena indirizzando una sorta di invettiva a se stesso, perché si impegni a ultimare il messaggio epistolare in corso mentre offre di sé un autoritratto sofferente, solcato da un sentimento penoso di solitudine. Animo, finiscila, cane. Se avete carità di un pover'uomo che vive ora in solitudine e volete mandargli 2 righe, queste mi verranno sicure, se giovedì sera le farete portare alla bottega del Bertolini vicino a Gherardo dal caffè. Durante i mesi estivi e autunnali, ospite a Pontelungo del Gran Cagnesco, l'appellativo rifilato più volte al Foscarini, col quale si collaborò con assiduità, sebbene non sempre felicemente, anche nell'affaire della interminabile elaborazione della letteratura veneziana, Padova 1752, impresa di cui apparve solo il primo volume, Gasparo patisce la lontananza dalle conversazioni predilette e il venir meno della frequentazione dei teatri, esternando par lettre moti di insofferenza profonda. Ciò anche per il fatto che la dimensione Venezia tende a sovrapporsi spesse volte alla sagoma della gaia e piacente Marianna. Avviene allora che tra la città e la donna, assimilate nel diaframma del distacco e dell'assenza, sembra pattuirsi un sodalizio di tenore non solo comunicativo, ma anche esistenziale, legato persino ai riti delle festività religiose e della quotidianità più minuta. Ad esempio, in una lettera dell'8 luglio 54, ancora dall'esilio di Stra, il rimpianto per la lontananza da una Venezia donna e l'impazienza per cito, tutte le nostre cosettine picciole, chiusa citazione, anche per quelle che più denotano una complicità confidenziale, sembrano quasi intollerabili. Ora sono a Stra, con la più alta compagnia di Venezia, cara amica. Non veggo il momento prezioso di venire a Venezia. Dov'è il nostro passeggio? Il tinello vostro, la vostra casa, i flati di Santina e quasi le infamie di Zanetto, desidero tutte le nostre cosettine picciole, ma con quella santa libertà. Fino a giovedì sera sono in questo paese, venerdì spero a qualche ora di rivedervi.
La metaforica legata a un bestiario che prolifica tra le acque della terraferma e le sue melme putride si presta ottimamente a divenire uno dei reagenti più significativi per visualizzare l'immagine del proprio io sotto le spoglie di un corpo carogna. Già in disfacimento, tuttavia ancora vegeto per essere preda di implacabili moscioni, zanzare e di vermi immondi. Ecco la riprova di quanto è notato in alcuni passi scelti in progressione cronologica, tratti senza eccezione dalle lettere alla mastraca. Io sarò a Venezia venerdì 8, per quanto si dice, cioè vi sarò mezzo solamente, perché l'altro mezzo resta a Pontelungo, in corpo a moscioni. E ancora, dunque non dico altro se non che abbiate a memoria il povero verme carogna, il quale si trova qui in bando e raccomandandosi alla vostra buona grazia vi bacia la mano con tutto il rispetto. E ancora, insomma, per un povero diavolo pieno di rane ho trovato il luogo da guarire. Certo è che lo scrivente sa anche calibrare sapientemente il quoziente drammatico e ovviamente parodico e autoparodico, venato di grottesco, che un campionario di tale tenore, peraltro programmato in accezione teatrale, mira a veicolare, grazie ad alcuni tratti ironici appunto e parodici, che concorrono a mitigare la tragicità della maschera per tramutarla in un ghigno, sì esibito ad oltranza, ma anche pienamente edotto dell'operazione che sta portando avanti nel costruire la propria immagine. Riprova quanto osservato la descrizione circostanziata del travestimento in satiro, ricoperto di fango, quindi per nulla confacente ai riti della socialità veneziana e alle frequentazioni dei teatri, nella lettera da Stra del 5 novembre 54, dove ci si compiace in modi antifrastici del proprio desolato abbruttimento. Oh, se mi poteste vedere che bella camicia ho intorno, che degni manichetti che sono netto e pulito, sembra un amore incarnato. Non fu mai veduto il più galante e garbato personaggio sulla Brenta. Tutti si maravigliano della mia pulizia e mondezza. Il meglio che abbia intorno è il fango, dal quale sono coperto la sera fino a mezza gamba. Perrucca non si pettina più, barba non si fa più e a cena mi lavo le mani e il viso. Avete mai immaginato un satiro? Io sono un di quelli. Il tema del viaggio ameno in un gradevole luogo di villeggiatura, reso prestigioso dall'ospite, niente meno che un procuratore di San Marco, e da una compagnia altolocata, muta etimo se si altera tanto da divenire una sorta di trasferta in un sito in cui ci si percepisce mestamente fuori posto, mentre la sua illuminazione, peraltro attentamente descritta, richiama alla mente, guarda caso, una commedia di Pietro Chiari, Le sorelle chinesi, allestita al Sant'Angelo durante il carnevale di 2 anni prima e appunto giocata sulla comparsa ed effetto di lanterne. Cito. È una descrizione di un passo appunto dell'arrivo di nobili appunto da Venezia in villa. Poco prima che smontassero, un cameriere corse ad illuminare tutta la sala terrena piena di lumiere, dove poco prima con 2 candele di cera a un piccolo tavolino stavano un procuratore di San Marco e il Gozzi spolpato e mezzo morto. Mi pareva d'essere a quella commedia del Chiari in cui ventra la scena delle lanterne. Entrò la compagnia fra quei lumi, saluti, accoglienze, cerimonie. Io me la passai con qualche riverenza, accompagnata da qualche parola al mio solito e da molte meditazioni. La gestualità convenzionale che pervade la scena e la funzione che vi svolge in particolare la regia delle luci, fastosa sebbene carente di senso,
contribuiscono ad allestire un palcoscenico dominato da un apparato del tutto formale, anzi quasi degno di un teatro dell'assurdo, mentre il rimpianto si indirizza verso un teatro alternativo che alberga nei cari luoghi di Venezia ormai lontani. O tinello di casa Mastraca, o passeggiata di piazza, quanto mi stavi tu nel cuore mentre che tutti gli altri pensavano a 1000 altre cose, fra tante persone così divise dalla mia condizione, dalla mia forma di pensare, io sono solo e pieno di quante uova ha Treviso. Povero pazzo, povero pazzo. Voi sapete che cosa significa avere tante uova quante ha Treviso, no? Ecco, quel soggiorno domestico e privato di casa Mastraca, ubicata a Sant'Angelo, in Calle della Madonna, nelle cui vicinanze Gasparo si trasferì da solo proprio nel corso del 56, e il perimetro per antonomasia pubblico di Piazza San Marco sono interpretati come equivalenti e soprattutto incompatibili con le sofferte stanze del Palazzo dei Gozzi a San Cassiano, pervase da radicate rivalità e da acri rancori. Certo è che l'attenzione riservata alla teatralità, in quanto opzione prospettica pronta a mediare i messaggi epistolari, esibendo anche la sagoma in maschera dello scrivente, non si limita a detto ambito. Infatti Mastraca viene additata in varie occasioni come la figura atta a impersonare in modi eccellenti il punto di vista dell'assente, poiché è ritenuta in grado di valutare con accortezza l'offerta teatrale della città. Lei, in buona sostanza, è una referente di primo piano per colui al quale, allorché confinato in terraferma, viene negato il bene di frequentare i teatri veneziani e di vagliarne in prima persona le messe in scene. Tuttavia non è solo questo, dal momento che l'occhio avveduto di Marianna svolge anche una funzione d'altra natura, poiché equivale a una testimonianza preziosa delle pratiche sociali e culturali in uso tra il pubblico femminile borghese. Ebbene, mentre sta imbrattato di fango e relegato a Stra col Foscarini, Gasparo le scrive ancora quel 5 novembre 54. Teme di non giungere in tempo utile a Venezia per assistere ai 5 atti del Terenzio Goldoniano, la commedia in Martelliani in programma nella stagione autunnale del San Luca. E rallegrandosi nell'immaginarla spettatrice in sua vece. Cito: mi consolo che vi godiate le opere e le commedie e che mi diate relazione di quelle vi ringrazio. Per carità, quando potete, non vi dispiace il mandarmi 2 righe, anche 2 sole mi bastano, mezza, una parola, qualche cosa, perché qui ho bisogno d'essere sostenuto dai miei amici. Fatelo per compassione d'un'anima dannata in questa solitudine a suo dispetto. Infatti nella missiva immediatamente precedente, datata Stra 2 novembre 54, veniamo a sapere che Marianna, pure lei quindi come Gasparo avversa alla fazione schieratasi a favore del teatro di Pietro Chiari, si era premurata di inviare in campagna al procuratore e al Gozzi copia del prologo della commedia di Goldoni, del Terenzio, e inoltre aveva fornito notizie non solo preziose ma anche circostanziate circa la modestia qualitativa della recitazione degli attori del San Luca. Nuove che, nutrite come erano delle voci provenienti direttamente dalla città, potevano fornire materia fresca alle conversazioni in villa. Tanto è vero che Gasparo, in codesta come in altre congiunture epistolari, non esita a fregiare l'amica di un curioso appellativo,
quello di Pantalonica, appunto per ribadire le competenze in materia che le attribuiva. Così solo alcune righe dopo si auspica: voi mi fate sperare che dopo d'aver veduti voi medesimi i teatri mi scriverete qualche cosa e sto in attenzione di intendere quanto mi direte. Se non vi dà fastidio, vi prego a dirmi quello che ne pare a voi, perché siete capace di dare un ottimo giudizio con quella vostra buona maniera pantalonica. Il ruolo riconosciuto a Marianna, dunque destinataria prediletta, aiuta a comprendere appieno una delle funzioni più perspicue dell'epistolario goziano, vale a dire il suo orchestrarsi sullo spartito ideale di una conversazione sciolta e libera, della quale riprende, anche da un punto di vista stilistico, alcune soluzioni formali, facendo uso ad esempio di locuzioni interiettive, del discorso diretto libero o ancora del discorso diretto inserita nel discorso e privo di segni paragrafematici. Ma non si tratta solo di strategie conversazionali socialmente apparecchiate. Accanto a dette metodiche e alle loro opzioni tonali e stilistiche, nel corpus epistolare di Gasparo, ancora una volta, a differenza di quanto si verifica in quella di Carlo, dove la diegesi risulta assente, va notata la presenza non irrilevante di autentiche soluzioni narrative, cosicché nella costruzione creativa del discorso par lettres sembra già percepirsi chiaramente la maestria e il piglio del giornalista, il quale da un singolo particolare o da minuzie di varia specie sa trarre lo spunto per affrescare a veloci pennellate un quadro ben più complesso, non di rado allegoricamente indicativo. Come avviene per addurre un singolo, sebbene eloquente esempio, in occasione della relazione compiuta sul filo della memoria del mercato del lunedì di Pontelungo, in una lettera del 9 giugno 1755, sempre indirizzata alla Mastraca, mentre si rievocano con amorosa attenzione i bei volti coloriti delle venditrici, le mercanzie, la frutta, i fiori goduti assieme nell'ottobre precedente. Un discorso a parte merita l'effetto firma. Qui la mia semplificazione non può essere che molto veloce. Vi faccio solo due esempi. Nelle firme Gasparo è creativo. Ad esempio dice, sempre nelle firme alla Mastraca, vostro buon amico e segretario Gozius tamquam Rozius, ovviamente rifacendosi all'Accademia dei Rozzi, no? Ancora, il vostro buon servitore e amico Rana del Danubio, ovviamente è sulla Brenta che viene trasformata ovviamente in Danubio e lui diventa la rana, ovviamente in acque. E ancora, vostro buon servitore e amico vero Battista dalle canzonette. Insomma, c'è una varietà di firme creative che sono veramente indicative, come non avviene nei saluti di Carlo. Ve ne cito qualcuno. Imbalsamati, formali. Ad esempio ad un'ignota Clio, in una missiva del 24 luglio 73, si firma umilissimo, divotissimo, obbligatissimo servitore Carlo Gozzi. O ancora ad un'ignota signora Maria, Venezia 27 ottobre 73, di lei stimatissima signora Maria Parona, divotissimo, obbligatissimo servitore Carlo Gozzi. A Maria Fortuna, in Arcadia Isidea e Girena, divotissimo, obbligatissimo servitore servitore Carlo Gozzi. Queste sono le firme di Carlo. Espressioni di saluto codeste talmente cerimoniose nelle loro formule inamidate e inappuntabili da veicolare l'impressione di trattarsi di commiati dal tenore ultimativo,
come se insomma il messaggio epistolare, esternato in toni tanto ossequiosi, quindi anche ufficialmente distaccati, non contemplasse risposta o replica, vale a dire l'avvio della pratica di un carteggio e quindi di una relazione reclamante dialogicità. Codesta rappresenta una spia anche stilistica delle discrepanze che ricorrono con le missive di Gasparo, in particolare con quelle indirizzate alle sue donne. Nel loro dettato, infatti, si percepisce distintamente il desiderio di tenere allertata la funzione del linguaggio detta fatica, accanto a quelle denominate rispettivamente emotiva e referenziale. Insomma, mentre le prove epistolari di Gasparo reclamano palesemente una responsiva, tanto da sottenderla nel loro tracciato semantico e stilistico, non così quelle a firma del fratello. È lo stesso Carlo, in una lettera inviata a Innocenzo Massimo Senior e datata Venezia 18 aprile 1785, a fornirci una definizione paradigmatica del tenore attribuito alla propria prassi epistolare, laddove, commentando le precarie condizioni di salute di entrambi, del mittente come del destinatario, asseriva: le nostre lettere si potrebbero intitolare gazzette ipocondriache. Intitolazione appunto che etichetta con buona approssimazione il tenore diffuso delle sue missive, mentre esterna una lucida consapevolezza del contesto agonistico, per certi versi sinergico rispetto a quelli allestiti sul versante autobiografico, in cui si dibatte colui che scrive, nel posizionare la produzione par lettre in un territorio del possibile, aperto ai domini di un'attualità appunto giornalistica, esperita sui palcoscenici del pubblico come del privato. Grazie. Grazie a Ilaria Crotti per averci fatto rivivere soprattutto Gaspare, ma anche di scorcio Carlo, in queste loro esternazioni che appunto, se dovessimo accettare la definizione che da loro proviene, sono come dire delle gazzette ipocondriache, perché di fatto emerge questa ipocondria soprattutto di Gaspare, questa attenzione al corpo, così. Però emerge anche un altro fatto che è stato messo in rilievo magistralmente anche per la scelta delle citazioni, e soprattutto per Gaspare Gozzi, il quale era tantissime cose, ma essenzialmente era un letterato. E allora gran parte di quello che scrive subito richiama a modelli, a cominciare da quel bellissimo spunto in cui si rivolge all'animo e lo chiama cane, quello è Omero. È il pugno che si dà Ulisse, datosi un pugno nel petto, al suo cuore drizzò la parola. Cuore sopporta, ben altro tu hai sopportato, più cane, allote kynteron etre. E poi avanti, nonostante se avessi avuto il cappello mi sarei ricavato il cappello ogni volta, perché ogni volta c'erano questi ricordi. Per esempio quella apostrofe al Tinello, o Tinello, è Petrarca, o Cameretta, quando lui si descrive coperto di fango, in certo modo ingaglioffito sulle rive del Brentastra, è Machiavelli, la lettera in cui da Francesco Vettori, in cui si dice coperto di loto, così, che solo la sera, tornando a casa, si rassetta un pochino. Ecco, era un letterato, era così intriso di letteratura come nessun altro, credo, dopo di lui. Si è perso lo stampo di quel modo di vivere la letteratura ed emerge qui in lettere che non per questo non sono sincere, lo sono, ma lo sono con le parole spesso di altri. Molto interessante. Altro appello implicito ad ascrivere definitivamente
almeno una parte dell'opera di Luegozzi ha il novero di veri classici, no? Perché lo sono, fra l'altro anche per le qualità della scrittura che abbiamo sentito in queste comunicazioni della mattina. Mi dilungo un po' perché abbiamo alcuni minuti che potremo riempire non con le mie le mie allumacature, avrebbe detto uno scrittore purgato, ma con le vostre molto più pertinenti osservazioni, richieste, proposte. A voi dunque la parola, è già pronta la nostra signorina con il microfono in mano. Pizzamiglio. Mando Romanelli sul tavolo dei relatori per avanzare un abbozzo molto rozzo di risposta alla domanda che si poneva relativamente ai gusti in pittura di Gasparo. La mia impressione è che tra i pittori, i suoi contemporanei e in generale nella pittura, la sua attenzione vada non a dei vedutisti come può essere Canaletto e lo stesso Guardi, ma vada piuttosto a un Tiepolo e a un Longhi, perché sono pittori di figura, perché nei loro quadri ci sono gli uomini, le donne e così via. Sia nella dimensione talvolta mitica, allegorica di Giambattista Tiepolo, sia in quella più gazzettiera, diciamo così, di un Pietro Longhi, sia nella dimensione ancora una volta ironica di Gian Domenico Tiepolo. Ecco, tutto questo mi sembra che sia un po' un universo pittorico al quale Gozzi fa riferimento, così come questa sua attenzione per la figura forse ha anche qualche riflesso della frequentazione che lui ha indubbiamente della statuaria da giardino, sia essa di sculture mitologiche, sia essa la scultura del contadino col porcellino in mano o della contadina col cesto di frutta. Ecco un tentativo di risposta. Grazie. Qualche no, forse ci sono altri che vogliono intervenire, no? Non ho risposta, nel senso che questa è una suggestione che è interessante. C'è un fatto però che il gusto di Francesco Guardi capriccioso, il Francesco Guardi che fa una serie di scenografie quasi teatrali con suggestioni, con indicazioni, con la citazione del macabro, con il piacere della decadenza, con tutta questa serie di apparati che potrebbero essere quasi dell'attrezzeria teatrale, mi pare che possa essere abbastanza vicina a questa sensibilità. E dall'altro lato invece l'esotico, l'orientale è molto vicino a Carlo invece, che tutti e due i Guardi, soprattutto il grande fortunatamente ritrovato e riscoperto di riproposto Gian Antonio, insomma, che ha nelle turcherie e nelle scene persiane, nelle scene di quel genere, mi pare che possano essere accostati. Però ciò non toglie che sia curioso che non vengano mai citati coloro che sono i più grandi protagonisti sulla scena europea, perché pensiamo a Canaletto, la fortuna di Canaletto prima, poi Bellotto, anche se un po' più tardi, eccetera, eccetera. È che vi sono aspetti che sono meno
meno espliciti nel illuminismo canalettiano, che peraltro è un illuminismo che evidentemente Gasparo condivide, almeno in termini di adesione di principio, piuttosto che in Francesco Guardi, cioè le rappresentazioni che sono di Francesco Guardi, che sono di Giandomenico Tiepolo, della folla che guarda, tutti ripresi da dietro, no? Sia per l'ascensione di Zambeccari, sia per l'incendio degli oli a San Marcuola, sia per la visita del Papa o altre cose di questo genere, hanno un gusto del teatrale, una concezione del teatrale che per esempio è meno evidente in Pietro Longhi. Cioè Pietro Longhi è un vedutista degli interni, cioè curiosamente, per non essere disturbato da una luce che sarebbe d'onda interni, Pietro Longhi non fa una finestra che sia una, no? E questo è un dato proprio tipicamente da una costruzione di un dipinto in forma di scena montata, no? In questo senso mi pare che vi siano delle contaminazioni e delle presenze e delle contiguità con i Guardi che invece poi non tornano, perché non c'è mai... Va detto, dopodiché chiudo, va detto che Guardi non aveva fortuna, cioè Guardi è sconosciuto, perché è vero che compare in alcuni testi, eccetera, però fino alla scoperta o riscoperta dei collezionisti, come ha spiegato Haskell, inglesi o anche veneziani, ma che non sono più i grandi collezionisti così, del patriziato veneziano oppure della nobiltà inglese, Guardi è tutto sommato un pittore di piccola portata e quindi probabilmente incide meno o arriva meno a incidere e a toccare la realtà di questo gran letterato e gran gazzettiere che è appunto Gasparo, ma è una mia intuizione, insomma. Qualche altra? Posso dire una cosa? Sì, si sente, vero? Ecco, visto che appunto è Romanelli, come dire, il punto di interesse, è chiaro che designa anche quanto è interessante il rapporto letteratura arte figurativa nel Settecento, insomma. Ecco, volevo ricordare che mi ha molto colpito quando l'avevo letto questa lettera, tra le lettere di Gasparo, in cui si narra, il narratore, di questa bella gita che fanno un gruppo di amici, salgono in barca, fanno merenda prima nel convento di Santa Lucia, poi salgono ancora in un'altra barca, poi insomma è una narrazione di una giornata, di una gita fuori porta, potremmo dire, no? E vanno a Milano a visitare la villa dove ancora ci sono posizionati, prima che i francesi li spazzolassero via, gli affreschi di Giambattista. Ecco, ed è direi una testimonianza preziosissima dell'interesse di un gruppo di veneziani per Tiepolo. E quindi direi che questa è una bella pagina, insomma, per capire gli interessi, come dire... Tiepolo era di Giambattista, sì. E poi nelle memorie inutili, se non ricordo male, in un passo, Carlo, ritornato dal Friuli, ritornato da Vicinale, e portando con sé un amico a visitare la casa, si rammarica moltissimo ricordando che nella casa sua era ricolma di tele preziosissime, anche del Tintoretto, e quindi c'è tutta una galleria assente. Questo è interessante, perché la presenza anche l'assente, e che lui appunto ricorda, scrive nell'autobiografia, nelle memorie, come questa galleria assente, che insomma era la galleria della famiglia Gozzi, risalendo al 600, era preziosissima, era una pagina importante dell'arte, diciamo, della collezione privata, ma questo insomma è stato già detto ieri, e poi so che Fabio Soldini insomma se ne sta occupando immediatamente in un suo articolo che parlerà anche di un importante inventario. Ecco. La professoressa Cappelletti credo avesse chiesto prima la parola. Grazie. Io avevo un chiarimento da chiedere alla professoressa Scannapiego, cioè veramente una curiosità in questa relazione così densa e ricca di notizie.
ha accennato brevemente a una lettera di Maffei a Mazzucchelli perché Maffei intercedesse per l'arrivo dei Gozzi, se non ho capito male, a Brescia. E mi chiedevo appunto in che anni siamo e se abbiamo poi notizie di rappresentazioni bresciane da parte di questa compagnia, perché io non mi sono occupata direttamente del teatro bresciano, mi sono occupata un po' di Mazzucchelli, so che lui scriveva per il teatro, abbiamo una tragedia inedita, notizie di altre cose che scrive, ma per la rappresentazione nella sua villa di campagna di Ciliverga, dove c'era un piccolo teatro, anche perché a Brescia in questi anni, un po' per il Querini, un po' per questioni tecniche, perché il teatro grande non sempre è utilizzabile, non ci sono molte rappresentazioni pubbliche, addirittura nel 1770 ancora è necessario l'intervento del Podestà perché possa essere allestita l'Olimpia di Voltaire, che viene allestita tra l'altro grazie all'intercessione di una nobildonna, Bianca Capece della Somaglia Uggeri, quindi anche qui donne che entrano in vicende teatrali. E poi un'altra cosa, questa a margine della vicenda, visto che abbiamo chiamato in causa Mazzucchelli, c'è nell'epistolario di Mazzucchelli una lettera della Bergalli in cui la Bergalli si scusa perché né lei né il marito hanno tempo di scrivere un piccolo profilo biografico per gli scrittori d'Italia, e la Bergalli individua nell'abate Mascalchin l'estensore della sua biografia, tanto che poi nella versione a stampa c'è proprio una nota in cui Mazzucchelli ringrazia. Sarebbe forse interessante vedere se in tutte queste carte Mazzucchelli, che sono tantissime, ci fosse qualche lettera del Mascalchin anche con notizie di Gasparo Gozzi. Purtroppo gli scrittori d'Italia si interrompono alla lettera B e non abbiamo altre notizie, però Mazzucchelli accumula materiale per le vite degli scrittori per tutte le lettere dell'alfabeto, quindi forse anche qualcosa su Gozzi, sarebbe una ricerca possibile. Grazie. Allegro. I poco considerati, sì, grazie. E credo ci sia un problema, come dire, oggettivo che doveva affrontare Canaletto. Quando Gozzi redige la Gazzetta Veneta è ancora in Inghilterra, torna e 2 anni dopo, 3, e muore nel 67. Guardi non è considerato, come non sono considerati in generale i vedutisti, basta vedere il loro ruolo nell'Accademia di Pittura e Scultura, che è assolutamente minimo, nessun vedutista viene chiamato alla presidenza dell'Accademia. Guardi, prima di diventare socio, lo sarà non in punto di morte, ma non molto lontana, negli anni '80. Quindi penso che sia proprio una situazione oggettiva. Bellotto rimane sempre fuori Venezia, per cui non sono presenti come dire, alla vista dei commentatori che potevano essere Gasparo Gozzi, e sfuggono a questa attenzione. Tra l'altro appunto le concezioni dell'epoca, che sono confermate da Zanetti e dagli altri critici, è che i pittori di storie sono quelli che contano. Tiepolo sostanzialmente. Longhi è apprezzato da una parte in una prospettiva diversa, appunto Longhi, lo stesso Gozzi, eccetera, però in una funzione complementare, come sono complementari i locali in mezzà, eccetera, dove sono esposti i quadri di Longhi, mentre invece i grandi saloni sono affrescati da Tiepolo. Però non è che mancasse una considerazione nei confronti di Canaletto, che non ci fosse la percezione della grandezza di Canaletto, cioè le testimonianze sulle sue affermazioni inglesi ci sono e ricorrono, e che era assolutamente inattingibile nel modo più assoluto a qualsiasi borsa di collezionista veneziano. È famosa la lettera quando Canova chiede delle vedute
che gli trovino delle vedute, insomma, lì la risposta che gli viene data è che il Canaletto non si trova, è impossibile da pagare. Guardi, si trova, però, dice il corrispondente di Canova, però è un pittore che, siccome lavora per la famosissima frase, lavora per la pagnotta, dipinge velocemente, su tele scelleratamente preparate, di furia, non le fa asciugare e dice io non garantirei la durata, e fra 10 anni quelle opere lì non si potranno vedere più, e quindi è proprio un giudizio abbastanza sprezzante, anche se poi ed è il giudizio del conservatore delle pubbliche pitture, no, che gli risponde, anche se poi è lui che dà l'incarico a Guardi di fare le scene, cioè di fare le opere ufficiali, la documentazione ufficiale della visita di Pio VI, e sulla scia probabilmente nello stesso anno riceve anche l'incarico per fare la serie di tele sulla visita dei Conti del Nord. Siamo nell'82, siamo avanti, quindi sicuramente siamo avanti, però Guardi ha un diverso tipo di considerazione, insomma, non è che sia del tutto assente, però è tutto sommato un pittore. Io rimango sempre abbastanza colpito della stragrande fortuna di Longhi presso questi ambienti, di un Longhi che è il critico più corrosivo e più anche sprezzante, tutto sommato, nei confronti di questo mondo. C'è una specie di... Longhi rappresenta gente debilitata, rappresenta gente praticamente anche molte volte considerati non particolarmente acuti o non particolarmente dotati né fisicamente né psicologicamente, e però è ricercatissimo, quindi è di grandissima moda. È un vedutista anche lui, è un vedutista di interni, Prima stavamo chiacchierando, come se ci fosse una finestra. Canaletto guarda verso fuori e Longhi guarda verso dentro. La finestra non si può vedere perché loro sono la finestra, sono sulla finestra, e con due modi di rivolgersi verso il reale, la realtà. Scusa, comunque non volevo. Invece il discorso, c'è poco da scusarsi, sta diventando interessante, insomma, ecco. Prego. Sì, rapidissimamente la risposta. La lettera è... Scannapieco, dico il nome perché viene registrato. È del 3 luglio del 47, siamo sempre nel medesimo anno comico. Il testo è quello che avete riprodotto in fotocopia, da cui si evince chiaramente che Maffei chiede al collega, tra virgolette, Mazzucchelli, di esercitare a Brescia il tipo di patronage che lui, Maffei, ha esercitato a Verona. Erano entrambe figure, soprattutto siamo informati su Maffei, no? che era un po' il referente dei veneziani allorché si trattava dell'agevolazione delle compagnie sulla piazza veronese, e qualcosa del genere doveva essere per quanto riguarda Mazzucchelli a Brescia. Brescia, che io sappia, è frequentemente una delle piazze di terraferma che avevano come proprio termine di riferimento professionale i comici di stanza a Venezia, le compagnie di stanza a Venezia, che operavano naturalmente a Venezia nelle stagioni deputate, che erano autunno e carnevale, e poi nelle stagioni di primavera e estate circolavano da Padova, Verona, Brescia, Milano, Mantova, c'è chi si spingeva anche fino in Toscana, Firenze, Livorno. Non ho altro da aggiungere. Per quanto riguarda io non ho mai visto le carte Mazzucchelli, presumo che possa essere una buona pista. Sì, qui il discorso si sta facendo appassionante. Per esempio, sappiamo che alla fortuna di pittori vedutisti in particolare, non particolarmente apprezzati a Venezia, ma invece apprezzati
fuori d'Italia contribuiscono per esempio i consoli inglesi, il console Smith e il console Trent, che però per quanto mi risulta non sono mai entrati in rapporto con i Gozzi, mentre sono in rapporto con quel mondo letterario padovano di cui qui si è parlato poco, ma che certamente è dietro a questi discorsi, e cioè in particolare il Gennari, che era, appunto, aveva rapporti proprio col Trent, e probabilmente anche quel Natale delle Laste o l'Astesio di cui ci parlava Del Negro come storico mancato in gran parte dell'Università di Padova, ma però ha avuto una parte importante nell'orientare il gusto non della pittura ma della scultura, con quel poema latino molto bello, tuttora così leggibile solo in edizioni più che secolari, e cioè l'Apollo Vaticanus, ecco, che è in realtà come dire, una specie di manifesto di arte neoclassica. C'è riferimento ai farsetti, per esempio alle raccolte farsetti. L'Astesio scrive proprio per così esaltare l'opera del Farsetti e la vita che si svolgeva allora a Santa Maria di Sala, nella grande villa Farsetti. Ma è tutto un mondo con cui mi pare che i Gozzi non abbiano avuto, può essere mia ignoranza, insomma, non hanno avuto una relazione. Tutto sommato il mondo dei Gozzi rimane un pochino chiuso, provinciale, piccolo o medio, insomma, anche perché i grandi giochi si facevano in terraferma, si facevano a Padova e a Verona per certi aspetti, insomma. Questi consoli, non mi ricordo se, credo il console Smith, che aveva la passione della paleontologia, invece di andare in gondola a Venezia andava sui colli a raccogliere i fossili, cose del genere, e quindi entrava in rapporto col mondo padovano. I viaggiatori che vengono... Trent, sì, li associo così, via Gennari, via Cesarotti anche. I viaggiatori che vengono in Italia dalla metà del Settecento in poi, quando arrivano nel Veneto, fanno la loro tappa principale ormai più a Padova per quanto riguarda la cultura che non a Venezia. Ci sono molte relazioni sulla vita culturale di Verona, di Vicenza, di Padova, mentre Venezia è già, come dire, bloccata nello stereotipo di città così, di rilassamento, di piaceri, eccetera. E quindi bisognerebbe studiare di più il retroterra così padovano. Una curiosità, quel Ponte Lungo è Ponte Longo, insomma, ecco, anche lì c'è una dislocazione, c'erano parecchie ville lì, poi insomma era un posto molto più o meno di quanto sia oggi, insomma. C'era la Villa Pescarini. Ecco, vedete, il discorso si amplia, se qualcuno ha contributi che io non sono in grado di dare, parli ora o taccia per sempre, insomma. Ecco, quell'abate Gennari è una figura curiosa, veramente, è una figura singolare, sono stati pubblicati i suoi diari. E la cosa strana, ecco, che per esempio a Padova c'era un cronista che giorno per giorno dava conto di tutti gli eventi, non solo di cronaca nera o bianca o dorata o rosa, ma addirittura anche di tutto quanto avveniva nell'ambito delle arti. Per esempio Gennari dà conto di tutte le costruzioni. Per chi sia padovano, il Gennari dice: stanno costruendo Palazzo Maldura, ma è una schifezza che non starà in piedi, ed è vero. Gradenigo, c'è Pietro Gradenigo a Venezia, con i notatori. Ecco, i notatori Gradenigo, ma ecco, per esempio il Gradenigo è prezioso per la vita dei teatri, per esempio mentre i Gennari
Sì, non è leggibile se non a voi che avete la fortuna di stare a Venezia. Questo è vero. Mentre il Giornale giornale sotto di è essere stampato. pubblicato. È stampato. Un'altra cosa sulla percezione di Venezia da parte degli stranieri, diciamo, sarebbe interessante vedere incrociare i vari voyage en Italie a metà Cinquecento, perché ad esempio ovviamente nella voce Gu di Montesquieu dell'Encyclopédie, che è stato un copia e incolla accoppiato dal suo voyage en Italie, no? Quindi lui ha usato questo voyage en Italie per poi comporre una delle voci più belle dell'Encyclopédie, la voce Gusto. C'è appunto il suo viaggio in cui Venezia ha già questa altezza, quindi siamo insomma prima appunto 20, poi la voce mi pare se non sbaglio del 56, no? La voce Gusto che è lì che ha una grande diffusione, e Venezia è vista come un luogo dal punto di vista di un illuminista che viene dalla Francia, come luogo della oligarchia, del potere, diciamo, chiamiamolo queste virgolette per intenderci non democratico, e soprattutto come luogo della finzione, e quindi viene in un certo, poi diciamo questo stereotipo su Venezia, il luogo della finzione, dell'inganno, luogo in cui appunto ovviamente segrete, non segrete, ovviamente si costruisce questa immagine un po' alla Dan Brown, scusate, attualizzo tanto per intendersi, la Venezia è il luogo del mistero, il luogo del pericolo, il luogo della finzione, che poi creerà questa appunto, e la voce Gu di Montesquieu lo fotografa molto bene, insomma. Sì, è verissimo. Ci prendiamo questi minuti che abbiamo prima del pranzo proprio per dare libero sfogo anche alla fantasia, ma è esemplare il caso di Goethe. Goethe arriva in Italia, Lago di Garda, Verona, città che gli piace moltissimo, apprezza l'acume degli abitanti, dice, era andato in campagna, aveva raccolto una pianta e la portava ritornando in città, attraversa Piazza delle Erbe, dove c'erano le erbe più diverse di tutti i generi, e tutti guardano la pianta che aveva lui in mano. Dice, questi acuti veronesi si sono accorti di questa piccola anomalia in questo contesto verde. Va a Vicenza, va all'Accademia Olimpica, assiste a una seduta accademica con entusiasmo, dice così dovrebbero essere le accademie tedesche, occuparsi di cose reali, si occupavano di progetti industriali in quella seduta. Viene a Padova, ammira le librerie, apprezza l'università, sale sulla specola, la specola del Toaldo, e poi va a Venezia e cosa fa? Va a teatro e va a vedere le baruffe ciosotte e dice, ecco, Venezia è come un teatro, il teatro è come Venezia, cioè in fondo Venezia è spettacolo. Nel caso di Goethe è ancora uno spettacolo festoso, ma c'è l'altra tradizione, e io mi sono divertito anni fa a fare un po' la storia di questo, si arriva ai romanzi di uno scrittore d'appendice del primo Novecento, ultimo Ottocento, che è Michel Sévacot, Le Pont de Soupir, dove insomma pareva che uno che arrivava a Venezia il meno che gli poteva capitare è pigliarsi la pugnalata di un sicario in qualche... no, è questo e ci fu anche un'opera lirica che ebbe un grande successo, era un romanzo di Fenimore Cooper, Il Bravo, un romanzo scritto contro l'Italia cattolica e in particolare contro Venezia, ed ebbe un grande successo, un melodramma di Mercadante, proprio Il Bravo, dove c'è questa storia di questo assassino mascherato che per ordine dei 10 va ammazzando la gente per le strade. Ma se volete anche il Conte di Carmagnola di Manzoni un po' è un tributo a questa leggenda nera, ecco, e questo proprio a conferma di questo che diceva la Croti, che insomma alla fine non vedono più nemmeno Venezia quella che è, insomma. Mentre in terraferma hanno uno sguardo molto più lucido, ecco, molto più aderente alla realtà, insomma. Non so se si possa discutere di questo, ecco. Grazie. Vorrei fare 3 osservazioni diverse, molto, come dire, sintetiche. La prima è questa.
Per quel che riguarda le lettere, bisogna tenere presente che le lettere di Gasparo sono un corpus di oltre 700 e con una, come dire, anche varietà e continuità che consente davvero di leggerle come una sorta di romanzo o comunque di testo autobiografico. Le lettere di Carlo sono circa 200 e sono frammentarie e lacunose, quindi si può intravedere una serie di filoni, ma si percepisce anche la presenza di vuoti e di silenzi. Per quel che riguarda il console Smith, non ha rapporti con i Gozzi, però ricordo che nella lettera c'è una bellissima descrizione del funerale dello Smith, fatta con sarcasmo, che è una delle pagine più belle che credo siano lì dentro. E la terza osservazione riguarda le fonti. Se ne sono citate 3, il carteggio Gennari Patriarchi, che in parte è stato pubblicato, in parte però sostanzialmente bisogna ancora andare a esaminarlo sul posto, e quello sarebbe un materiale da rendere pubblico. La cronaca Gennari è a disposizione, tra l'altro pubblicata in volume, ma segnalo che su una rivista padovana, qualche tempo dopo, è uscito l'indice analitico, che è uno strumento prezioso per risalire poi a quella fonte. Invece, magari faccio... sono gli atti dell'Accademia, sì. Appunto, ora galileiana di Padova, che ha inserito questa... E invece finisco con un auspicio, che ho già avuto occasione di dire qua e là privatamente da anni a più persone, è che è possibile che non sia prevedibile che i notatori Gradenigo vengano pubblicati. Ancora oggi, quando mi capita di andare al Correr, vedo che portano fuori questi preziosi documenti che sono ormai sgualciti ogni anno di più, che io da 40 anni vedo e che sono una fonte essenziale per e le informazioni sul teatro veneziano e le informazioni sulle vicende storiche. Ecco, io credo che sarebbe bello se si potesse procedere alla trascrizione e alla pubblicazione di questo materiale. Mi associo in modo particolare con molto trasporto a quest'ultimo auspicio, perché sebbene la storiografia veneziana sia condotta da indigeni, diciamo così, anche ma la storiografia internazionale su Venezia, ecco, faccia largo uso di queste testimonianze, alcuni dei documenti più importanti per ricostruire soprattutto l'ultimo secolo, gli ultimi anni, diciamo pure, gli ultimi decenni di Venezia siano inediti. Uno è i notatori Gradenigo, l'altro sono le memorie di Antonio Lamberti, edite solo minima parte. Ora posso annunciare che delle memorie di Antonio Lamberti, Marino Zorzi e chi vi parla stanno preparando una edizione che non sarà una meraviglia della filologia, ma risparmierà la seccatura di andare a consultare l'apografo marciano dei notatori Gradenigo, e siamo così alla mercé di chi vorrà assumersi questo compito. Perché oggi ci si rifugia spesso nella riproduzione magari messa in rete, molti manoscritti sono ormai consultabili in rete, ma quello no, non solo perché non è molto facile leggerli, secondo perché la cosa essenziale, oltre all'edizione, è il commento, e cioè il chiarimento di tutti i dati che ovviamente il Gradenigo dà in forma sommaria o implicita addirittura, no? Quindi ci vuole un'impresa. Una volta queste cose, io parlo della mia giovinezza, quindi del secolo, quasi del Gozzi o poco meno, ecco, una volta chi aveva, ed era giovane abbastanza per avere vigoria e tempo davanti a sé per farlo, si rendeva conto di queste necessità, si metteva al lavoro e lo faceva. Oggi non si muove un dito se non arrivano i fondi ministeriali. I fondi ministeriali non arrivano, naturalmente, o se arrivano così, sono pochi spiccioli e non si fa nulla. Se non facessimo invece una volta tanto appello al desiderio disinteressato di fornire agli studiosi questi strumenti,
Se qualche giovane per pura passione, ed essendo veneziano anche con poca spesa, si mettesse a trascrivere i notatori di Radenigo, forse ne verremmo a capo. Perché se aspettiamo i fondi per la ricerca, altro che... Pensate, tutto quello che è stato fatto di importante sulla storiografia veneziana tra ultimo Settecento e tutto l'Ottocento e il primo Novecento è stato fatto così, senza fondi ministeriali. Io ho avuto la sorpresa anni fa di imparare che uno storico che apprezzavo molto, uno storico del costume, cioè il Bistort, era un impiegato al pastificio Stucchi, che era la passione di queste cose, e ha fatto quei lavori importanti sulle leggi suntuarie e sul lusso a Venezia. Ecco, Pompeo Molmenti era ricco di suo, va bene, ma non credo che andasse a chiedere i fondi del ministero, di qualsiasi ministero fosse allora. Perciò, ecco, io sono non solo così convinto recettore di questo auspicio di Soldini, ma addirittura direi che noi dovremmo fare un appello ufficiale. Questo convegno esprime il desiderio, non la speranza, il desiderio che si risvegli questo amore per la ricerca di storia patria, che anche in attesa non fiduciosa di fondi ministeriali si metta a fare questo lavoro. Questo e tanti altri, perché insomma voi avete la fortuna di essere a Venezia, ma pensate, chi si appassiona di queste cose ma abita a Klagenfurt o anche a Brescia o a Treviso, ecco, si licet parva componere magnis, insomma, diventa un viaggio terracqueo, una seccatura. Non sono più nemmeno i tempi in cui entrare in biblioteca significava essere accolti a braccia aperte, anzi si è accolti spesso come dei seccatori che insomma è meglio tenere alla larga. Ecco, e allora poi ci sono persone molto più giovani di me qui presenti, cominciate a trascrivere i notatori di Radenigo. Ecco, ho fatto la mia perorazione. Qualche altro? Ma allora, niente, possiamo chiudere questa fruttuosissima, stimolante, anche con degli spunti forse per qualche incontro futuro, per sviluppare certi argomenti che qui ci sono stati dati quasi come anteprima, ecco, e ci diamo appuntamento per le 14:30 per la seconda e conclusiva tornata di oggi.